Buongiorno, ben ritrovati. Lunedì 14 novembre insieme vi accompagneremo come sempre fino alle 14:30 per tenervi informati sulle notizie principali di cronaca, tutti gli aggiornamenti che arrivano dalle nostre redazioni, e poi naturalmente ci sarà anche spazio per discutere insieme, ragionare insieme su alcuni temi nazionali ma anche strettamente legati alla nostra regione insieme ai nostri ospiti, e poi nella seconda parte ci sarà lo spazio per il dibattito politico. E anche in questo lunedì ci sono tanti temi sul tavolo, dagli migranti, tutta la discussione relativa all'accoglienza, alle tensioni con la Francia su questo tema, e poi c'è il video che tante polemiche sta suscitando su quegli insulti e quegli insulti via social nei confronti di poliziotti durante un'operazione a Treviso. E poi parleremo anche di economia e non solo. Insomma, tanta carne al fuoco anche oggi, ma iniziamo come sempre, come di consueto, con la cronaca. Prima però, a proposito di migranti, vi faccio vedere subito, in modo che possiate iniziare sin da ora a telefonare, a dire la vostra sul sondaggio di oggi relativo proprio ai migranti. Questo è il quesito: profughi e ONG, serve la pace con la Francia? Sappiamo tutta la polemica sulla nave poi attraccata in Francia e le accuse da parte della Francia nei confronti dell'Italia. Francia che ora ha chiuso, ha blindato i confini con il nostro paese. Se la vostra risposta è sì, numero 0422 16 26 691, 0422 16 26 690. Se la vostra risposta è no, la telefonata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché venga correttamente registrata la vostra risposta. L'esito questa sera nel corso di Ring a partire dalle 21:15 naturalmente su Antenna 3. Allora partiamo davvero con la cronaca, con un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso. Nei guai 2 imprenditori trevigiani accusati di aver evaso oltre 4 milioni di euro. Sono accusate di aver trasferito illecitamente oltre 4 milioni di euro su conti correnti presso istituti di credito in Svizzera e nel Principato di Monaco per evadere le tasse. Nei guai sono finiti 2 imprenditori trevigiani attivi nel settore metalmeccanico e in quello dell'arredo per uffici. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso che ha recuperato quasi 2 milioni di euro. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno permesso di ricostruire l'entità della somma che i 2 contribuenti hanno trasferito all'estero, facendoli sfuggire al fisco italiano grazie alla cooperazione internazionale tramite il reparto del Comando Generale. I conti non erano intestati a 2 imprenditori ma a società create in paesi offshore. Le somme sono state poi ricondotte ai 2 contribuenti trevigiani e sottoposte a tassazione in Italia ai fini delle imposte sui redditi dell'IVA. Le contestazioni fiscali rientrano nell'ambito di un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Firenze, che aveva scoperto come diversi cittadini italiani, tramite un'organizzazione criminale transnazionale, avevano trasferito capitali ingenti all'estero in paesi considerati a fiscalità privilegiata. Investe una donna e scappa a Torreglia nel Padovano, ha denunciato un pirata della strada. È stato individuato il pirata della strada che nel tardo pomeriggio di venerdì a Torreglia ha investito una donna che stava camminando lungo via San Daniele, facendola cadere nella canaletta adiacente alla strada. Il racconto di un testimone ha aiutato i carabinieri ad individuare il conducente dell'auto, che non si è fermato a prestare soccorso e che per questo ieri è stato denunciato. Si tratta di un 66enne residente a Torreglia. Un passante ha memorizzato la sua targa. La donna, ferita anche lei residente a Torreglia, è stata soccorsa e portata in ospedale, ha riportato qualche botta. Il 66enne pirata della strada, oltre alla denuncia, si è visto ritirare la patente. Attesa sul Brenta adesso, nel Vicentino, dove la Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato 23 tonnellate di pellet per un totale di 1.559 sacchi nel corso di un'attività ispettiva doganale avviata nell'ambito di un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti. Il materiale era commercializzato online e tramite social network da una SRL. I finanzieri bassanesi hanno accertato che i prodotti sottoposti a sequestro amministrativo venivano messi in vendita in violazione delle disposizioni in tema di etichettatura. Nel dettaglio non erano indicate
le disposizioni in lingua italiana che devono essere poste all'attenzione dei consumatori per le precauzioni indirizzate all'impiego e sulla composizione degli stessi pellet. Al rappresentante legale della società è stata staccata una sanzione di 1.000 euro. E in vista delle festività natalizie iniziano i controlli sul commercio di fuochi d'artificio da parte della Guardia di Finanza di Padova, che ha sequestrato più di 1 tonnellata di botti che non erano stati stoccati con le dovute procedure. Più di 1 tonnellata di fuochi pirotecnici sequestrati dalla Guardia di Finanza di Padova. I Baschi Verdi, infatti, nell'ambito di un'operazione di controllo del territorio, hanno trovato in 2 aziende della zona industriale patavina fuochi d'artificio fabbricati e importati illegalmente, stoccati in maniera non idonea con altro materiale altamente infiammabile e in maniera non conforme alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente. I 2 titolari, entrambi cittadini cinesi, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per i reati di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro e commercio abusivo di materiali esplodenti. Durante i controlli sono stati notati anche cosmetici che non riportavano la composizione dei prodotti e giocattoli privi del marchio CE obbligatori per legge. Un altro sequestro, quindi, oltre 1 milione di cosmetici e 10.000 giocattoli. Anche in questo caso i titolari delle attività sono stati segnalati alla Camera di Commercio padovana. Rapine, ferimenti, spaccio di droga, furti, sono diversi gli episodi attribuiti a 2 pericolosi pregiudicati originari dell'Africa, adesso sono stati scortati in Gambia. 2 gambiani, un curriculum criminale di cui vergognarsi. Uno ha 25 anni, sbarcato a Lampedusa nel 2016, vive di espedienti. Nel 2021 una rapina in un supermercato aveva portato al ferimento di una cassiera. 2 anni fa a Schio l'aggressione di un anziano rapinato del portafoglio. Poi un furto in abitazione a 2 ville. Inseguito dalle forze dell'ordine, oppone resistenza a pubblico ufficiale. Gli episodi che gli vengono attribuiti lo hanno portato a patteggiare 2 anni di reclusione. Espulso, aveva fatto ricorso sostenendo di non meritare il rimpatrio perché ben integrato in Italia. Ma il tribunale di sorveglianza aveva rigettato la sua opposizione proprio per la sua pericolosità sociale. L'altro gambiano ha 43 anni, richiedente asilo politico. Nel 2017 inizia a spacciare droga a Milano, dove viene trovato con 2 coltelli e un martello. Nel 2018 viene condannato per droga, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'immigrato, irregolare in quanto non idoneo all'ottenimento della protezione internazionale che aveva richiesto, si trasferisce in Veneto, a Vicenza, e continua a delinquere fino all'arresto per cumulo di pene. L'ufficio immigrazione della questura di Vicenza lavora per mesi per ottemperare a tutte le pratiche burocratiche legate al rimpatrio dei 2 pericolosi pregiudicati stranieri, tra documenti, visti e autorizzazioni. Il questore Paolo Sartori emette un decreto di allontanamento dall'Italia e i 2, già detenuti nella casa circondariale di Vicenza, vengono espulsi e scortati dagli uomini della questura sino al loro paese d'origine, dove vengono consegnati alla polizia del paese africano. Furti in casa, nuovi assalti a Jesolo da parte della banda dei ladri acrobati che in un caso ha agito in pieno giorno. A Jesolo ladri acrobati entrano in casa anche in pieno pomeriggio e mettono a soqquadro le 2 diverse abitazioni, rovistando e mettendo sottosopra tutte le stanze. Rubato soldi, collane e pure 2 statue di Natale. I 2 colpi a Cortellazzo tra giovedì e venerdì scorso, con la banda di ladri che ha preso 2 abitazioni vicine. Nel primo caso sono entrati nel magazzino, impadronendosi di alcuni attrezzi da giardinaggio, compreso un decespugliatore e anche un bilanciere con dei pesi installati. La seconda è frazione tra le 19 e le 21, orario in cui i proprietari sono usciti per andare a cena e rientrati, vale a dire nelle 2 ore di assenza del colpo. I banditi sono entrati in azione forzando una finestra al piano terra che affaccia tra l'altro in una strada molto trafficata e quindi frequentata. Una volta all'interno hanno chiuso la finestra, passando in rassegna tutte le stanze e fuggendo con un bottino tra contanti, oro e addobbi natalizi. Brutto risveglio domenica mattina per i residenti di Via Lago nella frazione di Laghi a Cittadella, siamo in provincia di Padova. Sul selciato infatti sono stati trovati più di 50 chiodi stellati.
Una cinquantina di chiodi a stella lasciati in via Don Giuseppe Lago, nella frazione di Laghi, a Cittadella. Un episodio che preoccupa i residenti. Sono già 3 le auto che si sono ritrovate con le ruote bucate. La scoperta domenica mattina da parte di un residente. Subito allertati i carabinieri che ora stanno indagando. I chiodi sono stati gettati lungo la strada, con tutta probabilità, nella notte tra sabato e domenica. Un episodio molto simile a quello che era successo ad aprile, sempre in Alta Padovana, a Fontaniva. La preoccupazione dei residenti è che sia qualcuno che vuole colpirli per qualche misterioso motivo. I chiodi, come si vede dalle foto, sono stati saldati artigianalmente, evidenziando quindi la volontà di colpire chi passa in via Lago. E adesso lasciamo per un attimo la cronaca, parliamo di Covid con gli ultimi dati della Regione Veneto, del bollettino di Azienda Zero, che parla di 1229 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore si registrano 8 vittime, sempre rispetto al bollettino di ieri, ma sale il numero dei ricoverati. Andrà capito se è un consuntivo, visto che c'è stato il fine settimana, dei dati insomma che sono arrivati in questi giorni, o se è un dato effettivamente che fotografa la situazione di queste ultime ore. Fatto sta che si parla di 32 nuovi pazienti in area non critica, sono complessivamente 1095 i pazienti ricoverati per Covid in questo momento e 46 nelle terapie intensive, con 2 nuovi entrati, 2 nuovi pazienti in terapia intensiva. Tutto questo in un momento in cui le vaccinazioni per la 4ª dose vanno a rilento, ne abbiamo parlato spesso, sono 155 le vaccinazioni eseguite nella giornata di ieri, di cui 150 4ª dosi, quindi semplicemente 5 nuovi vaccinati che hanno effettuato la somministrazione. La copertura con il secondo booster è al 9% della popolazione. Sono dati che preoccupano la comunità scientifica in vista della stagione invernale, ma anche in vista della concomitanza, e questo è un allarme che è stato lanciato qualche giorno fa, dell'influenza stagionale, ma anche del virus interstiziale. Cerchiamo di capire un po' meglio quelli che potrebbero essere gli scenari futuro, ma anche come in qualche modo proteggersi, insieme al dottor Francesco Saverio Serino, dirigente medico dell'USL 4 Veneto Orientale. Ben ritrovato dottore, grazie. Grazie a voi e a tutti i telespettatori, buongiorno. Buongiorno dottore, allora insomma abbiamo dato alcuni dati, scusate il gioco di parole, e questo incremento dei pazienti ricoverati, forse un campanello d'allarme dovrebbe farlo suonare, o è insomma una fotografia che lascia il tempo che trova, così relativa ad un giorno, poi magari la situazione non è così seria come questo indicatore potrebbe sembrare. Sì, in realtà gli indicatori sono, tra virgolette, lasciano il tempo che trovano delle volte, come abbiamo visto in questi ultimi mesi. Abbiamo dei periodi di recrudescenza dell'infezione da Covid alternati a periodi di stabilizzazione. Certo che però già dalla fine di agosto, inizio settembre, purtroppo, ecco, come avete detto nel vostro titolo, tripandemia, eravamo già stati avvertiti di questo rischio della concomitanza di 3 virus. Il virus respiratorio interstiziale, quello della stagione influenzale corrente, più il Covid che ci accompagna ormai da quasi 2 anni, da 3 quasi. Ormai sì, a febbraio saranno 3 anni. Covid ormai l'abbiamo imparato a conoscere, sappiamo sì, anche proprio per questo come cambi da un momento all'altro la situazione, quindi sia difficile anche disegnare degli scenari da qui ai prossimi mesi. L'influenza stagionale, sappiamo insomma cos'è, forse un po' meno si sa del virus interstiziale. Già l'anno scorso, a dire il vero, c'erano stati dei casi e c'era stato un allarme. Di che cosa parliamo in parole molto semplici, dottore, quando parliamo di virus interstiziale, e che collegamenti che cosa potrebbe accadere con una concomitanza di queste 3 patologie? È proprio quello che avete scritto, la tripandemia, cioè la concomitanza di infezioni da parte di 3 virus che agiscono tutte e 3 sull'albero respiratorio. E quindi è possibile, soprattutto nei pazienti più fragili, in particolar modo per il virus interstiziale respiratorio, che colpisce una categoria di persone come bambini da 6 mesi in poi,
praticamente la concomitanza di 3 infezioni in contemporanea, di cui l'una si va a sommare con l'altra. E quindi questo ovviamente nei pazienti più fragili va a peggiorare il quadro respiratorio, facilitando l'aggravamento di una malattia. Quello che volevo dirvi era questo più o meno: nell'ultimo anno le terapie antivirali con il Covid e soprattutto il Covid stesso si sono ridotte, hanno permesso praticamente di ridurre l'incidenza sia delle ospedalizzazioni e sia delle forme gravi di malattia, ovviamente associate alla vaccinazione come meccanismo preventivo. Era purtroppo già previsto da dati degli Stati Uniti d'America che quest'anno ci sarebbe stata una ripresa di altre 2 virus, come quello l'influenza, che è rimasta, diciamo così, abbastanza soppressa dalla pandemia Covid, e quello una recrudescenza del virus respiratorio interstiziale, che diciamo così, quest'ultimo soprattutto va a colpire fasce d'età più deboli, come i bambini da 6 mesi in poi, con un picco intorno all'1-2 anni, e purtroppo causando bronchioliti, cioè delle bronchioliti e polmoniti interstiziali, cioè delle infiammazioni molto severe ai piccoli bronchi. Di questi bambini purtroppo una piccola parte rischia di finire in terapia intensiva e quindi con supporto di tipo ventilatorio, perdono. Che poi c'è sempre una ragione, anche perché, ora arrivo al secondo aspetto, l'aver ormai abbandonato quelli che erano i meccanismi di protezione, le mascherine, che in qualche modo ci hanno protetti dal Covid, ma ci hanno protetti anche dagli altri virus. Ricordiamo insomma come i casi di influenza, lo diceva lei giustamente, fossero stati abbattuti negli anni scorsi. Allora, il Covid ha avuto una predominanza sugli altri virus influenzali. Quindi ha abbattuto praticamente il livello di circolazione degli ultimi 2 virus. Però, e quindi questo da un punto di vista immunitario ha fatto sì che il nostro sistema immunitario si fosse un pochettino disabituato, tra virgolette, alla presenza sia del virus respiratorio interstiziale e sia del virus influenzale. In aggiunta, è importantissimo, è vero che abbiamo fatto delle vaccinazioni contro il Covid e quest'anno si tende tanto a proporre la doppia vaccinazione influenza più Covid negli adulti. Ricordiamo che i dati delle vaccinazioni per i bambini, va bene, sono comunque molto basse, e questo faciliterebbe soprattutto negli ambienti molto affollati come per esempio la scuola, un aumento della circolazione praticamente dei virus influenzali, quindi una recrudescenza di quest'ultima. Che poi tenga conto che per il respiratorio influenzale non esiste, per il virus interstiziale, un vaccino. Non esiste. Quindi il consiglio è quello di vaccinarsi, soprattutto i soggetti più a rischio, per quelli per Covid e influenza stagionale, per le quali invece esiste il vaccino. Questo è sempre il messaggio da veicolare, dottore? Assolutamente, se è possibile, soprattutto per i soggetti più fragili e praticamente per i soggetti più fragili, quindi i soggetti che hanno deficit di tipo immunitario, che fanno terapie che abbassano le difese immunitarie per qualsiasi patologia, e quindi soprattutto gli anziani, che poi sono quelli che fondamentalmente occupano più posti nei nostri ospedali, il consiglio è fortemente di vaccinarsi per ambedue i vaccini disponibili, sia per l'influenza che per il Covid. Peraltro aggiungo che a settembre 2022, nel caso del virus respiratorio sinciziale, l'EMA, l'ente europeo dell'Agenzia dei Medicinali, ha approvato in via cautelativa, in via preventiva, un nuovo anticorpo praticamente inettabile, di tipo monoclonale, che potrebbe prevenire l'attacco dei virioni nel caso del virus interstiziale nei bambini. Quindi siamo ancora in attesa di un'eventuale approvazione di questo nuovo tipo di farmaco. Lei, da uomo di scienza, come legge questo crollo delle vaccinazioni? Abbiamo letto 155 vaccini ieri, di cui 150 di quarte dosi, e una copertura con la seconda booster del 9%, bassissima, considerando che siamo a metà novembre ormai. Purtroppo lo devo dire, c'è tanta... allora, il fatto di aver allentato tecnicamente un attimino le briglie, nel senso che il minore utilizzo della mascherina, il minor numero di casi di Covid gravi registrati negli ultimi mesi, ha fatto sì che le persone si siano un po', tra virgolette, allontanate dalla vaccinazione, proprio perché vedono il Covid una malattia non più grave come 2 anni fa, ma in realtà non è così.
il Covid è vero che comunque da un punto di vista, diciamo così, di potere, di carica virologica, certamente è abbassato un pochettino rispetto a 2 anni fa, però in realtà i soggetti fragili rimangono comunque molto fragili. Quelli che noi oggi abbiamo ricoverato negli ospedali e a cui somministriamo fortunatamente le nuove terapie antivirali sono praticamente soggetti con dei deficit immunitari di qualsiasi età, di qualsiasi età. Si tratta soprattutto di soggetti purtroppo con deficit immunitari molto importanti. Inoltre l'utilizzo dei nuovi antivirali che, se dati precocemente in una malattia, in un'infezione da Covid, ha favorito, diciamo così, ha ridotto notevolmente l'ospedalizzazione. Però attenzione, qui parliamo di l'utilizzo di farmaci in pazienti che hanno già una malattia in atto. Ecco perché è importante rafforzare la campagna vaccinale, perché la campagna del vaccino previene la forma grave della malattia, riducendo l'utilizzo poi dei farmaci antivirali quando si è già affetto dalla malattia stessa. La concomitanza di 3 virus, questa possibile tripandemia, poi rischia di avere ripercussioni sulla tenuta degli ospedali, perché sappiamo come sia facile poi andare in difficoltà nel momento in cui ci siano 3 virus che si presentano nello stesso periodo e che portano poi ad un aggravamento e quindi alla necessità di ospedalizzare il paziente. Sì, perché con la stagione autunnale e invernale alle porte, anzi più quella invernale in questo momento qui, certamente avere 3 virus che circolano in contemporanea e sono, tra virgolette, passatemi il termine, anche interscambiabili, perché l'uno praticamente può, tra virgolette, rafforzare l'altro e viceversa, non è una situazione facile, soprattutto per la gestione ospedaliera. Perché questi pazienti necessitano di precauzioni, necessitano soprattutto di una, come devo dire, supporti di tipo respiratorio e farmacologici molto impegnativi e molto importanti. Quindi mi lasci dire che averne 5 e averne 50 c'è una bella differenza, soprattutto in una situazione anche di, purtroppo a livello nazionale, di carenza di personale e affaticamento da quasi 3 anni, non di poco conto. Anche perché ricordiamolo, nel periodo più forte della pandemia, durante il lockdown, non ci si muoveva, quindi non c'erano nemmeno i ricoveri legati agli incidenti domestici, agli incidenti stradali. Adesso invece che tutto è aperto, agli ricoveri per i virus si aggiungono i ricoveri ordinari. Infatti quella è la differenza, cioè nel senso che avendo allentato, tra virgolette, un pochettino le precauzioni, ok, e per questo io consiglio sempre ancora ad oggi la vaccinazione, comunque l'utilizzo della mascherina, ecco, almeno nei luoghi iperaffollati, perché guardi che la mascherina praticamente, e l'igiene delle mani, tutte le precauzioni che abbiamo adottato per il Covid, vale per tutti gli altri virus. Quindi, perché sono virus di tipo respiratorio, pertanto non potremmo solo prevenire il Covid, ma potremmo prevenire anche la trasmissione dell'influenza stessa e del virus respiratorio sinciziale. Per questo io comunque consiglio ancora questo tipo di precauzioni. Certo, ecco, siamo in una situazione abbastanza difficile, ma come devo dire, queste precauzioni ci permettono di affrontarla comunque con più serenità. Ultima domanda, ed è un ragionamento relativo al cosiddetto long Covid, di cui si parla molto ma che è presente in pazienti che hanno avuto il Covid anche in forma non grave, anche alle volte in forma sintomatica, ma i segni lasciati dalla malattia si vedono, ci sono. Lei tra l'altro, lo ricordiamo, era stata nostra ospite per parlarci di uno studio insieme ad un suo collega sul long Covid, per capire anche quelle che potrebbero essere le origini genetiche, probabilmente uso un termine sbagliato, e un studio che in questo momento, proprio a causa di questa recrudescenza, è un attimo fermo, però proseguirà sicuramente e noi siamo qui pronti per dare gli esiti di questo studio. Ma avete casi, ne registrate ancora tanti casi di long Covid, dottore? Sì, abbastanza. Tenga conto che negli ultimi mesi, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, sono state coniate 2 tipi di definizioni. Oltre a quella del long Covid, che va a identificare la persistenza di sintomi e segni legati a una infezione da Covid oltre le 12 settimane, è stato coniato un termine di sindrome post-Covid, cioè quella
quei segni e quei sintomi che compaiono o perdurano, tra virgolette, entro le 12 settimane da un'infezione da Covid. E quindi abbiamo già avuto questa differenza. Inoltre i long Covid stanno notevolmente aumentando, soprattutto perché la varietà dei sintomi legati al post-Covid o al long Covid veramente è innumerevole. Ed oggi addirittura abbiamo più di 100 sintomi, okay? Segni e sintomi legati alla malattia da Covid. Purtroppo non abbiamo un farmaco che li possa curare contemporaneamente tutti, e quindi è una sfida per il prossimo futuro da parte dei medici, soprattutto nell'inquadrare il long Covid perfettamente e trattarlo e seguire questi pazienti nel percorso tra virgolette di gestione e riabilitazione della malattia da Covid. Mi faccia dire che lo studio per cui lei ha parlato prima, siamo arrivati in Italia a più di 70 pazienti, sono previsti 150 pazienti per il nostro paese, suddivisi in 10 centri in tutta Italia, e contiamo per l'inizio dell'anno nuovo di riuscire a recuperare tutti i 150 pazienti che sono stati assegnati per il nostro paese, perché è uno studio a livello europeo. Da lì poi riusciremo nell'anno prossimo a tirar fuori eventualmente delle notizie dal punto di vista genetico e immunologico che ci possono spiegare se ci sono dei soggetti più predisposti allo sviluppo del long Covid e altri meno, e se su questo c'è una base genetica oppure no. E noi prenotiamo già un collegamento con lei, dottore, per avere questi risultati, visto che abbiamo raccontato l'origine, l'inizio dello studio. Vedremo poi anche il proseguo e la fine. Grazie davvero al dottor Francesco Saverio Serino, perché ci ha spiegato un po' meglio di che cosa si parla quando si parla di tripandemia, un nuovo termine che dovremo imparare a conoscere. Grazie davvero, dottore, buon lavoro, a presto, dirigente medico dell'USL 4 Veneto Orientale. Grazie, dottor Serino. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, vado subito a Venezia, lo vedo nel monitor dal nostro Filippo Fois che sta seguendo il summit in corso proprio a Venezia di Legambiente su aria pulita per il Veneto, e allora passo subito la linea a Filippo. Buongiorno Filippo e buongiorno al tuo ospite. Non sento niente però, io non sento niente, sono in onda. In tempo reale e allora cerchiamo di migliorare il collegamento con Filippo. Tengo gli occhi intanto fissi sul monitor per capire quando riusciamo a ripristinare il collegamento. Intanto vi do un aggiornamento dando uno sguardo così alle prime pagine dei quotidiani online, dei quotidiani nazionali. Rimbalza nelle prime pagine questa notizia. Sapete che sono le ore del G20 di Bali, un vertice importantissimo anche per quelli che sono poi i risvolti, i colloqui tra i leader del mondo che saranno presenti. Naturalmente si sperava in un possibile incontro risolutore per la pace in Ucraina, e si torna a parlare poi di pace in Ucraina, lo leggeremo poi nei quotidiani, in altri quotidiani, anche di un possibile incontro tra Biden e magari Putin. C'è stato invece questo giallo, vi dicevo, sul ministro russo Lavrov, lo vedete che scende dalla scaletta in arrivo a Bali, e poi questo ricovero in ospedale, una notizia che viene però smentita da Mosca, che pubblica un video proprio del ministro al lavoro. Resta da capire cosa effettivamente sia successo. Dicevo che ci si aspettava un faccia a faccia che potesse appunto essere risolutivo per quanto riguarda la pace in Ucraina. In qualche modo un faccia a faccia c'è stato, c'è stata una stretta di mano, ed eccola qui, la troviamo sul sito della Repubblica, ed è la stretta di mano tra il leader cinese e il presidente americano Biden. È una stretta di mano che ha un'importanza rilevante perché sappiamo le tensioni proprio relative alla guerra in Ucraina, ma anche le tensioni internazionali per quanto riguarda Taiwan, con questo braccio di ferro tra America e Cina. Insomma, una stretta di mano e un confronto che potrà, lo speriamo, dare delle risposte alle tensioni internazionali che ci sono
sono in questo momento, che vedono proprio Cina e Stati Uniti come possibili mediatori. E allora abbiamo ripristinato il collegamento. Filippo, mi senti? Sì, adesso vi sentiamo forte e chiaro. A te la linea, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Dunque, noi ci troviamo a Venezia e al di là di queste porte si sta svolgendo il primo summit organizzato da Lega Ambiente in Veneto per l'aria pulita, non solo in Veneto, ma addirittura il primo summit in assoluto di questo tipo che si svolge in Italia ed parte proprio dal Veneto. Sono presenti gli assessori all'ambiente di tutti i comuni capoluogo di provincia del Veneto, è presente l'assessore regionale Bottacin e si parte da dei dati, perché voi avete, distribuito dei questionari a tutti i comuni del Veneto che superano i 30.000 abitanti. Certo, noi abbiamo con questo summit espresso la volontà di cominciare a seguire le buone pratiche, perché la qualità dell'aria sta migliorando, ogni comune sta facendo la sua parte, purtroppo non è ancora sufficiente per ottenere i risultati che saranno richiesti dalle direttive europee, però ogni comune sta facendo la sua parte e anche i cittadini, rispettando le ordinanze, lo stanno facendo. Quindi vogliamo proprio enfatizzare questa collaborazione e spingerla ancora di più tra Europa, Stato, Regione ed amministrazioni locali. Ecco, perché il problema a volte è che magari vengano assunti dei provvedimenti a macchia di leopardo, nel senso che ogni comune prende i provvedimenti che ritiene più giusti, mentre voi suggerite che ci sia un'azione comune, concordata anche, e a questo serve il confronto che si sta svolgendo nella sala al nostro fianco. Sì, certo, noi siamo in una situazione in cui esiste un'ordinanza regionale unica, però poi i comuni veramente tirano fuori delle buone pratiche straordinarie. Basti pensare che il comune di Treviso solo ha messo in 3 anni oltre 600.000 euro di contributo per la sostituzione delle caldaie, o il comune di Padova investe nello sharing delle biciclette, dei monopattini, quasi con 3.900 viaggi ogni 1.000 abitanti, quindi esistono veramente delle situazioni di eccellenza che vanno condivise e diffuse in tutto il territorio. Ecco, qua vedevo, giusto per darvi, chiaramente c'è una marea di dati che non possiamo darvi tutti, però proprio per cercare di darvi una visione d'insieme. Padova è in testa per investimenti e mobilità condivisa, Treviso invece è al top per gli incentivi ai cittadini, qua si parla quindi di cambiare l'autovettura, il motore della... No, in questo caso proprio gli incentivi per la sostituzione delle caldaie, perché il riscaldamento è uno degli altri elementi di emissione, quindi di inquinamento dell'aria, quindi efficientare le proprie case e i propri generatori di calore è indispensabile per migliorare la qualità dell'aria. Già che ci sono, le chiedo anche di specificare, Padova in testa per investimenti e mobilità condivisa. Cos'è la mobilità condivisa? La mobilità condivisa è quello che si chiama sharing. Pensiamo alle bici o ai monopattini. Sono proprio delle biciclette libere in città che gli utenti possono prendere per fare dei viaggi tipicamente brevi. Questi spostano lo spostarsi dall'auto privata a un mezzo diviso molto più semplice, molto meno inquinante. Vicenza e Verona invece sono in testa. Come vedete il quadro è veramente molto variegato, ognuno ci ha appuntato forse su un settore diverso. Vicenza e Verona sono in testa a questa classifica, anche se in realtà qua non vogliamo dare demeriti a nessuno, lei mi diceva prima, siamo semplicemente qui per confrontarci e per adottare le pratiche che si sono rivelate più efficaci. Dicevo, Vicenza e Verona sono in testa come trasporto pubblico locale, vale a dire sono 2 città in cui si prendono molto i mezzi pubblici, l'autobus. Esatto, sono 2 città in cui i passeggeri i cittadini utilizzano molto più che nelle altre città i mezzi pubblici. Chiaramente è necessario che nelle altre città venga aumentato l'investimento per la promozione del trasporto pubblico locale.
Senta, oggi quindi più o meno tutti i soggetti coinvolti sono qua. Tra l'altro prima ho sentito, poco prima che iniziassimo la diretta, c'è stato un appello dell'assessore, credo fosse del comune di Vicenza, che ha detto non sparate, non sul pianista come si diceva nei western, ma non sparate sull'assessore all'ambiente, perché noi ci stiamo impegnando tutti al massimo. In effetti non è questo lo spirito con cui è stata indetta questa conferenza, ma è proprio, come detto, quella di fare squadra, fare quadrato per mettere in atto tutte le buone pratiche. Da questo punto, diciamo che è un punto di partenza, come intendete procedere? Allora, questo è un punto di partenza anche di collaborazione con la Regione Veneto, con il Ministero e anche con l'Unione Europea. È fondamentale che si crei un tavolo di coordinamento per attuare le buone pratiche in maniera sinergica e che vengano investiti molti più fondi che ci sono. Il Ministero ha detto oggi che ci sono 200 milioni di euro nei prossimi 3 anni per migliorare la qualità dell'aria, quindi va capito come vanno spesi e dove vanno spesi, con attività sempre più coordinate ed efficienti. Ecco, ricordiamo che tra tutti questi comuni, sono quelli che hanno più di 30.000 abitanti in Veneto, sono stati spesi 400 milioni proprio per migliorare la qualità dell'aria. Francesca, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Seguire i lavori, grazie Filippo e grazie al tuo ospite. Chiaramente poi la responsabilità è estesa anche ai cittadini nel mettere in pratica queste buone pratiche che vengono decise in queste occasioni e che poi vanno però messe in atto da tutti quanti. Dovremo essere tra poco in grado di collegarci con Padova per tornare alla cronaca, però intanto saluto il presidente di Confartigianato Impresa Marca Trevigiana, Oscar Bernardi. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. Io le chiedo già scusa nell'eventualità sia pronto il collegamento da Padova, stiamo seguendo insomma l'inchiesta sullo stadio Euganeo di Padova, la interromperò e darò la linea al collega, per cui chiedo già scusa se sarò costretta a fare questo. Presidente Bernardi, voi nei giorni scorsi avete comunicato alcuni dati relativi alla situazione economica, ai comparti che più soffrono, a quelli che invece riescono a resistere, e tra questi spiccava proprio l'edilizia, con Treviso locomotiva del Veneto, e questo spinto, settore spinto, lo sappiamo bene, dal super bonus. Facciamo un po' il focus, la fotografia della situazione, Presidente. Sì, diciamo che l'edilizia negli anni è sempre stato comunque un comparto dove ha trainato tantissimo l'economia del territorio, in quanto nella filiera dell'edilizia ci sono comunque gli impiantisti, ceramentisti e quant'altro. È vero che comunque arriviamo anche da 2 anni di Covid, quindi questo ci ha un po' rallentato la situazione, ma oggi sicuramente la marca svetta su tutti, in quanto ha una crescita del quasi il 13% a livello nazionale, rispetto a un 12% che comunque è sempre un dato nazionale, e rispetto a un 7% nella media regionale. È un dato importante, è un dato che, se pensiamo che in questo periodo al 30 di settembre del 2022 sostanzialmente le agevolazioni fiscali che hanno portato questo super bonus sono arrivate a 50-51 miliardi di euro in Italia e di circa 5 miliardi in Veneto, quindi sono numeri abbastanza importanti. C'è però una revisione, chiamiamola così, introdotta dal decreto Sostegni Quater, approvato pochi giorni fa dal governo Meloni, che mette mano alla misura del super bonus. C'è già qualche preoccupazione per gli addetti al lavoro su quelle che potrebbero essere le conseguenze. C'è chi dice rischiamo che molti cantieri non partano più. Sì, guardi, è un po' una questione un po' più complicata, nel senso che comunque si dovrebbero prima risolvere i problemi che già abbiamo. Oggi tutto quello che nasce come grosso problema sono che queste normative, i decreti attuativi sono arrivati un po' nel tempo, e quindi nessuno è stato in grado di sapere cosa e dove volevamo veramente andare. La seconda cosa è stata la cessione del credito. Oggi ci sono molte aziende che comunque sono in grave difficoltà con questo tema, e vi dirò anche gli istituti bancari, le poste stesse, Cassa Depositi e Prestiti, comunque non si è più resa disponibile, anche se poi dall'ABI è arrivato un comunicato che
si doveva riprendere questo. Quindi il grande problema oggi, tutte le nostre aziende, e non sono poche, e non sono pochi denari che comunque queste hanno in pancia, che sostanzialmente non riescono a cedere. Quindi anche le aziende che sono strutturate, aziende buone, passatemi il termine, saranno costrette comunque a rivedere un po' la propria attività, perché è chiaro che i fornitori se non li pagano, questi non gli danno più il materiale, quindi c'è anche un problema non indifferente su questo. Poi se da 110 si passa a 90-80, passatemi, non è questo il tema che fa la differenza. Quello che secondo me potrebbe solo esclusivamente fare la differenza, ripeto, risolvere il problema della cessione dei crediti e poi sostanzialmente rendere strutturale questo meccanismo, perché mi permetto di dire, è chiaro che se ci guardiamo attorno, molti fabbricati residenziali comunque non hanno la possibilità, non hanno avuto nessun intervento di efficientamento, e sostanzialmente con il superbonus sinceramente aumentiamo l'isolamento, si migliora la qualità della vita. Se ci mettiamo sopra anche un 6 kW di pannelli fotovoltaici, sicuramente questi si rendono anche autosufficienti. Autosufficienti perché? Perché è chiaro che siamo in piena crisi energetica, sicuramente non sarà questo possibile farlo in un anno o due, ma in un periodo un po' più lungo, e per questo dico che queste norme dovrebbero essere strutturali per anni, sicuramente riusciamo almeno per il 50% del nostro fabbisogno, parlo del residenziale, renderci autonomi su questo, e ogni fabbricato si rende autonomo, e quindi è qualcosa sicuramente come principio funziona. Purtroppo, e dico, dobbiamo assolutamente puntare su questo, che ci siano dati gli strumenti e le capacità per poter andare avanti, quindi denari assolutamente per quelli che comunque hanno i crediti incagliati, e sostanzialmente avere del tempo più lungo per capire cosa e dove dobbiamo andare. Perché il rischio è quello che ci sia un fermo dei cantieri, è questo lo scenario, Presidente? Assolutamente sì, perché è chiaro che se io non pago i miei fornitori, perché comunque ho in pancia 200-300 mila euro che non riesco a cederli, sinceramente i miei fornitori a un certo punto, pur di stare in piedi anche loro, a un certo punto mi diranno: caro signor Bernardi, qui ci dobbiamo rivedere le cose, e da domani mattina lei non potrà più recuperare. Quindi c'è anche poi una riduzione del personale, cioè veramente qualcosa di incredibile. Cioè, questo non è una crisi, questo è qualcosa che ci arriva addosso, e sostanzialmente non abbiamo nessuna capacità di poter intervenire. D'altro canto io non ho il coraggio di andare in banca a dire datemi 200-300 mila euro, e le banche poi me li danno sapendo che comunque io non ho la possibilità di cedere il credito, perché poi diventa, anche per la banca, diventa una successiva difficoltà fra qualche tempo. Questo è il problema. Presidente, voi avete rilevato anche un'altra questione che riguarda tanti settori, ed è quella della difficoltà di reperire personale, e lei diceva nel comunicato che ci avete inviato, c'era proprio la sua considerazione sui tanti cartelli cercasi personale che compaiono fuori da aziende, da cantieri, insomma si cerca manodopera, e c'è questa mancanza di contatto tra domanda e offerta. È un problema che si sta ormai aggravando sempre più in tutti i settori economici del nostro Paese. Le chiedo la situazione e anche che lettura date di questo fenomeno. Ma guardi, è un fenomeno che ormai l'abbiamo comunque sollevato da qualche anno. È vero, c'è la denatalità, è vero che molti extracomunitari non si fermano più nei nostri territori, quindi questo è tutto vero, ma è anche vero che è una questione, secondo me, un po' di cultura, perché purtroppo lo devo dire, i nostri figli non possono fare tutti gli ingegneri o tutti gli architetti o cose di questo genere. Sicuramente nel nostro settore, in tutti i nostri settori, specialmente nell'area della Marca Trevigiana, abbiamo bisogno di altre persone che comunque alla fine sono remunerate allo stesso livello. Cioè non è essere un operaio di secondo piano, di secondo livello, se vai a lavorare in un'azienda che non sia una grande industria o sia un'industria piccola, oppure nell'artigianato come siamo noi. È solo un problema che comunque molte volte questi ragazzi vengono comunque deviati su altri temi, perché si pensa che arrivando al massimo della preparazione scolastica si possa dire che possono essere remunerati in maniera sicuramente superiore. Non è vero questo. Noi abbiamo degli operai che comunque prendono
dei buoni stipendi, abbiamo delle agevolazioni anche con il nostro sistema bilaterale, quindi voglio dire non è essere da meno. È chiaro che poi dobbiamo comunque cambiare un po' la cultura anche dei genitori, perché molto probabilmente sono proprio i genitori che indicano ai propri figli di andare a studiare. Dico purtroppo perché ci sono degli impieghi anche nell'ambiente nostro artigiano dove sicuramente i giovani si possono fare strada, si possono mettere in mostra e possono comunque recuperare delle capacità, delle professionalità che sicuramente non possono trovare in altri ambienti magari un po' più grandi. Presidente, l'ultimissima domanda che si aggancia a questo ragionamento che lei stava facendo. Lei diceva c'è il problema dei migranti che non si fermano, c'è chi chiede che venga rivista quella che è la politica dei flussi migratori, dando priorità all'aspetto umanitario, ma poi in un secondo momento anche cercando di capire quelle che sono le richieste del territorio e quindi facendo in modo che i migranti si fermino qui per dare risposte alle aziende. Sì, è vero questo qua, purtroppo negli anni passati, e comunque dobbiamo essere onesti e dirci le cose come stanno. Molti di questi, passatemi il termine, extracomunitari che sono arrivati qui in Italia e anche in Veneto sono stati non proprio trattati in maniera come effettivamente un lavoratore dovrebbe essere trattato. Quindi su questo non è mai stato creato, oppure in poco ambiti sono stati creati dei territori fertili per questo. È chiaro che l'extracomunitario che arriva in Italia non conosce la lingua, non conosce il nostro modo di vivere, di essere e di stare, e quindi metterli subito a lavorare in un mondo che non conoscono, sicuramente questo non ci ha reso, sicuramente non ci ha dato una buona figura come anche Veneti, ecco, mi permetto di dirlo. È chiaro che oggi la situazione è diversa, oggi comunque uno prima di entrare nel mondo del lavoro deve passare a fare dei corsi di formazione. Confratigianato si mette a disposizione tutti i giorni, tutto il nostro sistema confratigianato è a disposizione per questi, per i giovani che entrano dalla scuola, per gli extracomunitari, per le persone che cercano una riconversione nella loro attività, e quindi è importante comunque ridare dignità a queste persone e creare, ripeto, quell'ambiente un po' agevolato perché queste persone si possono fermare qui da noi. Presidente, grazie davvero, è stato un piacere averla nostra ospite, spero di poterla ospitare, di poterla avere qui con noi anche in altre occasioni. Abbiamo fatto insomma il punto un po' della situazione, analizzando quelle che sono le problematiche che vanno assolutamente affrontate sotto ogni punto di vista dal nuovo governo. Grazie davvero ad Oscar Bernardi, Presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, buon lavoro, a presto Presidente, grazie davvero. Grazie a voi, saluti. E adesso vado subito dal nostro Guido Barbato, chiedo scusa per averlo fatto attendere davanti al Tribunale di Padova per l'inchiesta relativa allo stadio Euganeo. Buongiorno Guido. Buongiorno Francesca, oggi è il primo giorno di interrogatori relativi appunto a questo filone d'inchiesta che insomma ha dato molto scalpore in città in questi giorni. È in corso proprio di svolgimento in questo momento l'interrogatorio dell'imprenditore bresciano Giovanni Vattiato, titolare della ditta Tecnoedil, che si è presentato con il suo avvocato Silvana Savoldelli. In sostanza Vattiato è come capo di imputazione insomma quello di subappalto illecito, poi si è dovuto presentare comunque perché nei suoi confronti è stata applicata la misura interdittiva del divieto di contrattare con enti pubblici. Mercoledì ci sarà un altro imprenditore, quello che ha vinto l'appalto per i lavori allo stadio Euganeo, ricordo un intervento da 4.700.000 euro di soldi pubblici, ovvero il titolare dell'azienda Estil Romana, Edio Scirocchi, quindi mercoledì 16. Non sappiamo al momento che cosa è emerso da questo primo interrogatorio che, come vi dicevo, è ancora in corso. Possiamo pensare che l'imprenditore Vattiato abbia spiegato in quale maniera si siano svolti gli incarichi ricevuti dalla sua azienda da parte della Estil. Gli investigatori, la procura vuole capire se nel momento in cui la Estil ha dovuto affidare un subappalto abbia seguito tutte le procedure richieste dalla legge, che sapete sono anche piuttosto severe. L'azienda a cui viene dato il subappalto deve presentare determinate caratteristiche sia produttive che aziendali, oltre anche alla certificazione antimafia, giusto per fare
un esempio di certificati che deve produrre. C'è un tetto massimo del quale il subappalto, che non deve essere superato dal subappalto, mentre esiste anche quella che può essere l'istituto del subaffidamento. Non c'è esattamente un tetto di massimo di affidamento, però non si deve superare in sostanza una cifra che è intorno ai 150.000 euro, e l'azienda a cui viene dato il lavoro non deve presentare carte, certificazioni di qualità o antimafia, e il comune, cioè o meglio l'ente appaltante, in questo caso il comune di Padova, deve essere semplicemente informato da parte dell'azienda appaltatrice che darà dei lavori quindi ad altre aziende per importi minori. Probabilmente è questo che la magistratura, sulla quale sta lavorando la magistratura, cioè capire se le procedure sono state corrette e se si è rispettata la differenza piuttosto sostanziale che c'è tra subappalto e subaffidamento. Questo spero di averlo spiegato, insomma, anche in maniera semplice anche a chi non è esattamente dentro ai lavori. Dopodiché arriveranno probabilmente gli interrogatori, quelli un po' più importanti, quelli del sindaco Giordani. Una data ancora non c'è, che ha già chiesto di essere sentito dal pubblico ministero titolare dell'inchiesta, il giudice Benedetto Roberti, il magistrato Benedetto Roberti, ha offerto appunto la sua versione, quella di fare chiarezza. Poi probabilmente sarà il turno dell'assessore allo sport Diego Bonavina. Rapidamente vi dico che, come vi dicevo, 4.700.000 euro di lavori riguardano la costruzione di un palazzetto per il basket e di un edificio polifunzionale proprio all'interno dell'attuale stadio Euganeo, la nuova curva sud e la riqualificazione delle tribune. Tutti i progetti esecutivi, sono stati approvati dalla giunta del sindaco Giordani, quella precedente, del 20 giugno 2020. Aspettiamo quindi le novità, perché al momento appunto è da un po' che siamo fuori qui dal Palazzo di Giustizia di via Tommaseo per vedere se esce appunto l'imprenditore Vattiato con il suo avvocato, per sentire se si è avvalso della facoltà di non rispondere, perché potrebbe anche essere, visto che insomma l'indagine riguarda anche due amministratori pubblici insomma di una certa rilevanza, oppure insomma il suo avvocato ci darà qualche informazione. Mercoledì il successivo appuntamento con gli interrogatori davanti al GIP Elena Lazzarin. Al momento da via Tommaseo, sede del Palazzo di Giustizia, è tutto. Grazie davvero a Guido Barbato per aver fatto puntualmente gli aggiornamenti sulla situazione, su questa inchiesta, e poi questa sera naturalmente nel corso dei nostri telegiornali tutti gli ulteriori aggiornamenti naturalmente. Vi leggo un'altra notizia di cronaca che arriva proprio da Padova, con la Digos della Questura che ha dato avvio all'alba alle perquisizioni presso le abitazioni di militanti e della sede del movimento di estrema destra Casa Pound. L'attività si inquadra in un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova. La sera del 28 ottobre, data del centenario della marcia su Roma, un gruppo di militanti neofascisti di Casa Pound hanno imbrattato i muri del centro storico di scritte inneggianti il fascismo. La Digos di Padova ha identificato i responsabili, denunciati 5 militanti tra i 20 e i 30 anni. Nelle loro abitazioni in provincia di Padova sono stati trovati vestiti, passamontagna, vernice e materiale inneggiante al fascismo e al nazismo, fumogeni, una mazza da baseball. Sono tutti indagati per apologia del fascismo e danneggiamento aggravato. Arrivano invece un ulteriore capitolo su quella che è la polemica relativa all'apertura degli impianti sciistici sulla Marmolada, con la presa di posizione in una lettera congiunta, diciamo così, per quanto riguarda il comune adesso recupero subito la notizia, si tratta sapete, la polemica relativa alla apertura degli impianti da sci dopo la tragedia che c'è stato lo scorso agosto. Non collabora oggi il nostro portale, eccoci qui, quindi la società Marmolada che gestisce le funivie sul massiccio e il comune di Rocca Pietore hanno chiesto con una lettera congiunta al consorzio Dolomiti Superski di assumere ogni azione utile per consentire l'apertura della stagione sciistica sul massiccio, visto che sull'area persiste l'ordinanza di divieto di accesso del comune trentino di Canazei, adottata, lo avevo ricordato, dopo
dopo il disastro dello scorso 3 luglio. I danni, scrivono in una lettera, rischiano di essere irreparabili e non riguardano solo il territorio comunale di Roccapietore, dove sono in pericolo tante attività economiche e decine di posti di lavoro diretti e indiretti, ma l'intera area del Dolomiti Superski, di cui la Marmolata è parte fondamentale e integrante. La società di gestione e il comune bellunese sottolineano che, malgrado il mutamento della situazione di fatto determinato dall'importante diminuzione delle temperature sul ghiacciaio, l'ordinanza comunale emessa nel periodo estivo lo rende tuttora inaccessibile, impedendo alla società le ordinarie attività di manutenzione e preparazione necessarie all'apertura delle piste prevista per sabato 3 dicembre, quindi tra poco meno di un mese. Per il sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardine, il mancato avvio avrebbe effetti gravissimi sul piano economico e sociale dell'intero territorio. È dunque una partita aperta e vedremo come evolverà la situazione da qui al 3 dicembre. Insomma, i tempi sono davvero stretti per preparare perché tutto sia pronto, se la soluzione non si sblocca. Il rischio è che venga slittata la data di apertura. Seguiremo naturalmente quella che sarà l'evoluzione di questo braccio di ferro tra Marmolada, SRL, tra Roccapietore e il comune di Canazei. E adesso apro una pagina sempre legata all'economia, con un settore che non ha mai chiuso, nemmeno durante la pandemia, è stato un punto di riferimento in qualche modo per i cittadini. Sto parlando dei panifici, dei panificatori. Ieri c'è stata tra l'altro l'assemblea provinciale di Treviso, è stata l'occasione per un confronto su quelle che sono le problematiche, ma poi parleremo anche di una bella iniziativa relativa che vedrà la luce proprio in concomitanza con il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Saluto Tiziano Bosco, presidente del gruppo Panificatori di Ascom. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, innanzitutto ieri a Valdobbiadene questa assemblea provinciale del gruppo, che problematiche sono emerse nel confronto con gli altri associati, con gli altri colleghi? Beh, le problematiche sono quelle classiche del momento, che chiaramente l'aumento delle spese per l'energia elettrica e il gas, di cui purtroppo ce ne facciamo carico, ma non c'è modo di affrontarle perché sono problemi addirittura sovranazionali. L'unica cosa è che la nostra federazione e anche la Confcommercio nazionale ha fatto una richiesta al ministro, ma speriamo bene, ma lì non ci possiamo fare niente purtroppo. Poi anche l'aumento delle materie prime, dalle farine al burro, più o meno tutte le materie prime sono aumentate e ci mettono anche quelle molto in difficoltà. Ma l'unica cosa che noi ci sentiamo di fare, perché chiaramente cerchiamo di evitare di aumentare i prezzi per non pesare sulle tasche dei consumatori e delle famiglie, perché purtroppo stiamo vedendo che anche i consumatori stanno perdendo potere d'acquisto e c'è un impoverimento generale e noi lo tocchiamo con mano. Presidente, mi perdoni, di che aumenti stiamo parlando per quanto riguarda le bollette intanto? Ma le bollette sono triplicate, addirittura quadruplicate, quindi un esempio se si spendeva sotto i 500 euro, 480-490 euro al mese, siamo passati a 1.600-1.700, parlando del gas. Energia elettrica più o meno la stessa cosa, solo che lì sì, noi purtroppo abbiamo energia elettrica per tutti quanti, per i frigoriferi, per qualsiasi macchinario, e poi i forni vanno a gas e quindi anche lì siamo presi tra due fuochi da quel punto di vista lì. Per quanto riguarda invece le materie prime, tutto il discorso relativo alle farine, in qualche modo collegato anche con la guerra in Ucraina, il granaio d'Europa, lì di che percentuali di aumenti parliamo, Presidente? E anche lì parliamo di oltre il 50%, addirittura se parliamo della semolina grano duro andiamo al 100%,
Stessa cosa per quanto riguarda lo zucchero, ma se anche voi andate al supermercato sapete che lo zucchero dai 55-60 centesimi al chilo è passato all'euro, sopra l'euro 10, quindi sì, sono aumenti generali un po' per tutti purtroppo, no? Quindi la Quindi non farina prima costava e ora costa, per capire un po' meglio? La farina prima costava sotto i 50 centesimi, adesso il grano tenero va sopra i 70-75, mentre il grano duro costava 60, adesso sopra l'euro, quindi sì, parliamo di aumenti molto, molto importanti, consistenti. Noi ce ne siamo fatti carico e adesso stiamo facendo con dei professionisti, stiamo facendo il tentativo di vedere se riusciamo in qualche maniera, ottimizzando i nostri processi produttivi, in qualche maniera a recuperare la marginalità o liberare delle risorse che ci permettano di non ritoccare i prezzi. In che modo? Com'è possibile questo? Questo stiamo vedendo che ottimizzando l'attività, gestendo meglio i movimenti delle nostre aziende, spostando qualche macchinario, si riesce a recuperare qualche del tempo prezioso scusate, e anche quindi poter gestire meglio le risorse. Qualche aumento c'è stato però, insomma, ce ne rendiamo conto nel momento in cui andiamo a prendere il pane. Sì, abbiamo dovuto ritoccare qualche prezzo perché purtroppo ci siamo trovati in difficoltà. Noi ce ne siamo fatti anche carico, ma le nostre aziende devono sopravvivere e siamo stati costretti a ritoccare i prezzi. Di quanto più o meno come percentuali? Siamo stati costretti a ritoccare dell'1, 2, 3%, qualche prezzo del 5%, ma non tantissimo. Quindi rispetto a quelli che sono stati poi gli aumenti invece che avete avuto, sicuramente sì. non aiuta, diciamo, a far poi quadrare i bilanci. No, è una difficoltà quella di fare, sì, e soprattutto le aziende, i nostri colleghi, i miei colleghi che erano un po' in difficoltà hanno preferito chiudere. Chi è vicino alla pensione ha preferito chiudere. C'è qualche numero di quante attività hanno chiuso in provincia di Treviso, Presidente? 4-5 attività sicuramente, tenendo conto che siamo rimasti in 150-160 iscritti al nostro gruppo, sono parecchi. Dai 300 che eravamo 10 anni fa, ci stiamo assottigliando sempre di più. Alla metà praticamente. Sì, in 10 anni ci siamo ridotti alla metà, ma è comunque è un dato nazionale che colpisce, sì. Ma anche perché manca il ricambio generazionale in qualche modo, non si ha più voglia di fare il sacrificio di svegliarsi presto per produrre poi le bontà che troviamo nei panifici? Sì, questo è un luogo comune che andrebbe sfatato. Sì, è vero che cominciamo presto la mattina, è un lavoro di sacrificio, però dà anche molte soddisfazioni e sì, è vero, si comincia presto la mattina, però si finisce anche presto, quindi metà mattinata si è anche liberi, ci si può dedicare a qualsiasi altra cosa, alla famiglia piuttosto che agli hobby, quindi non è proprio così duro come lavoro. È un po' impegnativo perché lavoriamo anche il sabato, magari i ragazzi giovani sono abituati a venerdì sera a far tardi, ma potrebbero venire a lavorare direttamente. Come facevo io da giovane. E fare colazione, diciamo anche. Non è cambiato quasi niente, purtroppo. Quindi fate fatica a trovare personale? Sì, facciamo fatica, è difficile trovare personale in questo momento perché le scelte si rivolgono in qualche altra parte, altri lavori meno impegnativi, si preferisce forse alla qualità della vita piuttosto che a un impegno lavorativo, anche se comunque è remunerativo e dà anche soddisfazione perché creare, vedere maturare il pane, vederlo crescere e poter ogni volta anche sperimentare, metterci del proprio da artigiani, secondo me è una cosa che può dare soddisfazione.
Lei prima può pagare. Beh, certo, assolutamente. Prima diceva che al termine dell'assemblea avete preparato una richiesta da inviare al ministro. Di che si tratta? Sì, la richiesta che abbiamo mandato al ministro è quella in qualche maniera di fare delle azioni strutturali per la riduzione dei costi delle materie prime e anche per evitare accaparramenti o cose strane, oppure che ci mancano farine o altre materie prime, e soprattutto che energia elettrica e gas, che per noi sono essenziali, ci vengano in qualche maniera dati a un prezzo politico, in modo che anche noi possiamo rivolgerci alle famiglie con prezzi adeguati, diciamo. Presidente, inevitabilmente vedremo dei rincari anche sui prodotti natalizi. Ma adesso come adesso non riusciamo a fare previsioni, perché i costi purtroppo si fanno ormai di giorno in giorno e non si riesce a quantificare quali sono gli aumenti. Certo che l'aumento del burro, che è la base principale dei grandi lievitati, e dello zucchero, qualcosa sono aumentate anche le uova. Questo sicuramente fa pensare che un piccolo ritocco ci sia. Chiaro che comunque noi cerchiamo sempre di non mettere le tasche sulle famiglie e di mantenere il livello che ci permette di sopravvivere. Veniamo alla bellissima iniziativa che avete presentato a Treviso, che riguarda la pagnotta a braccio in concomitanza con la giornata del 25 novembre, ricordiamo Giornata internazionale della violenza sulle donne. Di che iniziativa si tratta, Presidente? L'iniziativa va a copiare, in pratica, a sostenere quella dell'anno scorso. In pratica faremo una pagnotta che chiameremo a braccio. A braccio andrà a sbriciolare la violenza, perché si avvicina alle famiglie. Le famiglie simbolicamente metteranno sopra il tavolo questa pagnotta e la sbricioleranno, e questa teoricamente dovrebbe sbriciolare la violenza. Ma lo faremo con un sacchetto dove andremo a spiegare il nostro modo di essere e quello che vogliamo fare, e dietro al sacchetto c'è il famoso numero 1522, che è quello dove si possono segnalare abusi e violenze, dove le donne possono segnalare abusi e violenze. L'incasso della pagnotta, per ogni pagnotta noi devolveremo €1 ai centri antiviolenza. Centri antiviolenza di Castelfranco, Quinto, Treviso, Vittorio Veneto e Oberzo. È già possibile acquistare la pagnotta? No, per il momento no. La pagnotta la faremo sicuramente la settimana a cavallo del 25 novembre, che è la settimana clou. Poi vedremo, in base alla richiesta, se sarà il caso di farla ancora. La pagnotta sarà fatta con farina tipo 1, quindi una farina ricca di fibre, con poco sale, e per dargli il colore useremo del concentrato di pomodoro. Chiaramente il colore rosso, che è il simbolo, insomma, della lotta alla violenza sulle donne. Il rosa e il rosso è il simbolo della lotta alla violenza dalle donne. Poi noi cercheremo, abbiamo già l'accordo per collaborare con i centri antiviolenza, perché quello che ci ha colpito molto, oltre alla parte che riguarda le donne, ma sono quelle dei bambini, perché all'interno della famiglia tante volte ci dimentichiamo, ma chi soffre e porta molto più avanti la sofferenza sono i bambini. Assolutamente allora sì. Andremo a fare dei laboratori, perché ci spiegavano che il bambino tiene dentro la sofferenza e se la porta molto, diciamo, in silenzio, ma la tiene, soffre molto all'interno, e farlo lavorare, fare dei laboratori di panificazione o di dolci, farlo lavorare manualmente
lo aiuta a distaccarsi da quelli che sono i problemi familiari. Ecco. Ma quindi dei laboratori in collaborazione con il centro antiviolenza? Sì, andremo proprio nei centri antiviolenza a fare dei laboratori per i bambini. Complimenti, è una bellissima iniziativa che aiuta le donne e aiuta i bimbi che inevitabilmente diventano a loro volta vittime della violenza nei confronti delle loro mamme. Grazie davvero Presidente, è stato un piacere, abbiamo fatto un'analisi di quella che è la situazione del vostro settore ma anche scoperto questa bellissima iniziativa, dunque tutti i panifici che esporranno poi il logo, l'adesione a questo progetto potranno acquistare questa pagnotta e contribuire ad aiutare i centri antiviolenza della provincia di Treviso. Certo, è stato un piacere perché 26 panifici hanno aderito subito e un'altra ventina ha aderito ieri perché la dottoressa Morellato ha spiegato l'iniziativa e ha spiegato come stanno veramente le cose e quello ci ha toccato proprio il cuore, l'abbiamo sentita nostra e quindi ci siamo e ci saremo sempre. Assolutamente, grazie davvero per il vostro impegno, è bellissima anche l'iniziativa dei laboratori nei centri antiviolenza per i bimbi. Grazie davvero Presidente, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Tiziano Bosco, Presidente del gruppo Panificatori Ascom, Marca Trevigiana. Diamo ancora uno sguardo a quelle che sono le notizie riportate nei siti dei quotidiani nazionali. Abbiamo visto la stretta di mano tra Biden e il Presidente cinese Xi Jinping. Il mondo si aspetta che lavoriamo insieme, sono tante le partite aperte che richiedono la loro collaborazione. Sul Corriere c'è la notizia, la vediamo con il presidente ucraino Zelensky che visita Kherson, che sappiamo essere stata riconquistata. È difficile in questa situazione usare i termini corretti dagli ucraini con la ritirata delle truppe russe. È una notizia che poi ritroviamo anche sulla stampa, eccola qui con le ultime ore, e quindi di nuovo si riporta questo giallo del ministro Lavrov a Bali per il G20 che sarebbe stato ricoverato, ed eccola qui Zelensky, visita Kherson, siamo pronti per la pace, il Cremlino no comment, è territorio russo, lo ricordiamo che per la Russia quello è territorio appartenente proprio alla Russia. Pace, anche nei giorni scorsi dal Cremlino si era parlato della possibilità di pace chiamando in causa Unione Europea e Stati Uniti per dei colloqui di pace che ora arriva anche nelle parole di Zelensky. Speriamo che questa pace non rimanga solo nelle parole ma che poi si traduca in fatti e in qualche modo questa stretta di mano anche che rivediamo anche qui tra il presidente russo e il presidente cinese, scusate, e quello americano, possa essere viatico proprio per una collaborazione di pace anche per l'Ucraina. Vediamo anche questa foto, è una foto d'archivio ma che in qualche modo d'attualità, perché foto che riprende il presidente, il capo dello Stato Mattarella insieme al presidente francese Macron, il presidente Mattarella che ha chiamato il presidente Macron per riaprire un dialogo dopo la tensione dei giorni scorsi relativa all'accoglienza dei migranti e appunto i due presidenti hanno ribadito l'importanza di rapporti unilaterali tra i due paesi, ma anche all'interno di una collaborazione europea e insomma una telefonata di distensione, mettiamola così, per riaprire un colloquio sui tanti temi che riguardano i nostri due paesi e naturalmente anche sull'accoglienza dei migranti. Saluto, buongiorno, ben ritrovato, è un piacere riavere con noi Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano. Buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. E allora con lei abbiamo un dato relativo insomma a quelle che sono le mense dell'Antoniano in Italia, e ce ne sono due anche nella nostra regione, che mostrano come la situazione, come la povertà sia davvero un'emergenza nel nostro paese. In Veneto 1000 persone circa proprio hanno chiesto aiuto alle mense dell'Antoniano. È un indicatore da non sottovalutare, Fra Giampaolo? Sì, è un indicatore piuttosto allarmante per tutta la società italiana
e che in qualche modo si riscontra anche nel territorio del Veneto. I dati del 2019 confrontati con quelli del 2022 evidenziano come i poveri, le persone che vivono in una situazione di bisogno estremo, siano in aumento. La crisi che stiamo vivendo, che è una crisi certamente che nasce dalla pandemia, ma che diventa ancora peggiore e allargata per la situazione della guerra, che porta con sé la crisi energetica e quindi la necessità di un impegno economico maggiore per gestire le cose di ogni giorno, mettono in crisi tantissime persone e soprattutto quelle persone che già vivevano in situazioni precarie e si vanno ad aggiungere a tutte quelle persone che avevano una situazione di povertà grande e già prima di questo momento, si vanno ad aggiungere tantissime persone, tantissime famiglie che vivevano in una situazione di sostenibilità risicata, che diventa difficile, che diventa impegnativa e che senza l'aiuto di altri non riescono ad affrontare e a dare il minimo necessario per le persone, per la loro famiglia. Questa foto che vedete ritrae una famiglia, una mamma con la sua bambina che conosciamo, che fa parte delle persone che in questi anni stiamo aiutando e il vostro aiuto, l'aiuto di chi ci sta accanto, l'aiuto delle mense francescane permette a tante persone come Alessandra e la sua bambina di guardare avanti con un po' più di serenità. Noi partiamo dalle mense, sono il luogo del pasto, il luogo dell'incontro, il luogo dove chi non può permettersi neppure un piatto può trovare qualcuno, può trovare un piatto, può trovare un luogo accogliente, qualcuno che è disposto ad interessarsi, ad affrontare il bisogno, la necessità, perché lo dico sempre ed è una priorità, perché la mensa poveri e tutti quegli istituti di sostegno diventino un'esperienza provvisoria nella vita delle persone e non un'esperienza definitiva. Un dato molto allarmante e significativo che rende ragione della situazione in cui viviamo. Le famiglie che si stanno rivolgendo ai servizi, se confrontate con quelle che prima della pandemia, quindi col 2019, sono in un aumento incredibile. Nelle nostre mense abbiamo registrato circa un aumento di oltre il 70%, quasi l'80% di famiglie in più rispetto a prima dell'emergenza che chiedono aiuto e che ci sia una base così importante, un numero così importante, una crescita così esponenziale del bisogno delle famiglie è veramente un dato allarmante in questo momento. Anche per... Dica. No, prego. Perché noi io penso che Papa Francesco ci sta insegnando una cosa molto importante, che o si esce tutti o non si esce nessuno da una crisi, per cui se solo immaginiamo di poter uscire da questa crisi lasciando indietro qualcuno, non usciremo mai da questa crisi, perché il futuro lo si può costruire solamente insieme. Ieri è stata la giornata mondiale dei poveri. Nella lettera che Papa Francesco ha scritto c'è una frase fortissima e che veramente è pesante. Dice che la povertà è frutto di ingiustizia. Se così è, dobbiamo lavorare per la giustizia, per l'equità. Abbiamo visto le foto di quella mamma con la figlia, abbiamo visto un'altra foto di un'intera famiglia, mamma, papà e figlio, e quindi è uno stato di povertà che si allarga, lo diceva lei, anche ad altre situazioni, perché pesano le bollette, si fatica ad arrivare a fine mese, c'è chi perde il lavoro e quindi ha bisogno di aiuto. E la mensa, lei diceva, è il luogo in cui si trova un pasto caldo, ma è anche il luogo in cui ci si racconta, ci si sfoga. Sì, è un luogo di incontro, è il luogo dove comincia un percorso che va oltre la propria solitudine,
che va oltre il proprio luogo abituale, che ti permette di incontrarti con qualcun altro, qualcuno che vive la tua stessa situazione, i volontari, gli operatori, gente che è interessata alla situazione che stai vivendo e che è disposta a camminare un po' insieme per fare dei passi ulteriori. Io vivo a Bologna e noi ogni lunedì invitiamo le famiglie con i loro figli all'incontro e a una cena pensata per loro, ed è bellissimo vedere come i bambini, le famiglie stiano insieme, nascano delle relazioni, si sentano in un luogo tranquillo e abbiano il coraggio, la voglia di mettersi in gioco per non restare nella situazione dove sono. Non è un luogo di felicità, ma è un luogo sereno e che ti dà la possibilità di attraversare anche tempi duri e faticosi, e diventa anche un'opportunità per chi si mette in gioco a servire, a preparare il cibo, a stare insieme con queste persone, perché ci si scopre più fratelli di quanto possiamo immaginare. Di fronte a questi numeri, che purtroppo potrebbero essere destinati anche ad aumentare, visto la situazione, le vostre mense riescono a dare una risposta, vanno in sofferenza, perché comunque insomma poi bisogna acquistare questi pasti, questi prodotti, e quindi ci sono delle spese che, come tutte le famiglie, anche voi dovete sostenere. Sì, questo è un mese speciale perché abbiamo attivo il numero solidale, il 45588, e attraverso un SMS o una chiamata da telefono fisso è possibile aiutare la rete di Operazione Pane, appunto, che vede 2 mense presenti sul territorio del Veneto e altre 18 e altre 16 realtà più 2 del Veneto, 18 sparse su tutto il territorio italiano, ma non solo, anche Aleppo e in Ucraina, dove sono presenti i francescani vicino alle persone che hanno difficoltà. E per le mense, come per tutti gli italiani, questo è un momento particolarmente difficile e impegnativo, perché i bisogni ci sono importanti e le spese aumentano, ma io sono fiducioso perché gli italiani hanno buon cuore, perché insieme riusciamo ad affrontare tutte le difficoltà e i problemi che ci sono, per cui io sono molto molto fiducioso sulla generosità, sulla vicinanza e sul buon cuore di tantissima gente che non vuole che ci siano bambini che soffrano, che non vuole che ci siano sacche di ingiustizia e che vuole aiutare le persone di buona volontà a venire fuori dalla situazione di fatica in cui sono. Lei ci porta sempre dei bei messaggi di speranza e di positività, Fra Giampaolo. Grazie davvero per il suo intervento e torneremo, spero presto, ad averla con noi per ulteriori notizie, ulteriori riflessioni. Grazie davvero a Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano. Grazie, buon lavoro per quello che fate e naturalmente a presto. Grazie. Grazie a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie davvero, Fra Giampaolo, e questo insomma sono dati riportati da una realtà come quella delle mense dell'Antoniano. Lo ricordo, in Veneto c'è la mensa di Verona che ha seguito 350 persone e 560 quelle seguite nell'altra mensa dell'Antoniano veneta a Lonigo nel Vicentino. 1000 persone seguite in Veneto. È insomma un indicatore della situazione che stiamo vivendo. Adesso ci fermiamo, c'è il meteo, poi la pubblicità e poi torneremo con il dibattito politico. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Previsione del tempo per lunedì 14 novembre.
Sul Veneto il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, avremo ampie schiarite soleggiate alternate a frequenti addensamenti, in genere senza precipitazioni associate. Temperature minime in calo sui 7-11 gradi, massime intorno agli 11-15 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia prevarrà una nuvolosità variabile con alternanza di momenti soleggiati ad altri con cielo decisamente coperto. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime intorno ai 12-14 gradi. Sul Trentino Alto Adige poche novità. Prevarrà il sole ma con tratti più nuvolosi nel corso della giornata. Temperature minime comprese tra 8 e 9 gradi, massime sui 14 gradi. Dal meteo è tutto. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, spazio al confronto politico, ci sono tanti temi, alcuni li abbiamo già introdotti dai siti dei quotidiani nazionali online, ma poi ci sono dei temi strettamente legati alla nostra regione. Saluto subito Vanessa Camani del Partito Democratico, buongiorno, grazie per essere con noi, ben ritrovata. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno e grazie anche ad Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, ben ritrovata, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. E tra pochi istanti si collegherà anche l'onorevole Gianangelo Boff della Lega. Abbiamo tanti argomenti, io spero che l'onorevole Boff riesca nel frattempo a vedere questo servizio. L'abbiamo proposto ieri nei nostri telegiornali, fa riferimento ad un video che tante polemiche sta creando, c'è stata poi la presa di posizione forte dei sindacati di polizia. Allora lo vediamo insieme e poi lo commentiamo con i nostri ospiti. Ragazzi, video mi hanno appena arrestato perché sono di colore, credo. Vabbè. Gli schiamazzi di una decina di giovani radunati tra via Alzaia e il Put venerdì notte, 2 volanti che intervengono e un ventenne italiano di origini marocchine che si oppone ai controlli e fa filmare tutto dalla fidanzata per poi postare sui social un video in cui insulta e denigra i poliziotti. Giusto per dirvi, Togli cosa qua, fermo. Testimoni adesso tutti. Stai buono, sali in macchina. Salgo in macchina. Stai buono, adesso stai buono. Però trattatelo bene che sono 2000 euro di borsello, Prima no, adesso stai buono. Dentro in macchina. Dentro in macchina. Togliti. Stiamo compiendo un'attività, non deve interrompere l'attività di polizia giudiziaria. Okay? È il segretario regionale della Federazione Sindacale di Polizia, Maurizio Ferrara, a denunciare l'episodio accaduto a Treviso e a sottolineare in che condizioni siano ormai costretti a operare gli agenti. Se non si possono più fare controlli a persone di carnagione scura, è bene che qualcuno, credo, che si assumi la responsabilità di sancirlo e dirlo in una norma, perché questo è l'unico modo per evitare che i poliziotti non possano fare il loro dovere. Il ventenne trevigiano portato in questura è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e così pure la sua ragazza. La polizia trevigiana sta valutando se procedere con una denuncia anche per diffamazione e azioni legali vengono annunciate anche dal sindacato nei confronti in particolare dei cosiddetti leoni da tastiera che in calce alle notizie di attività e controlli postano commenti violenti e offensivi. Però non le nascondo che ci siamo stancati di dover in qualche modo ogni giorno difenderci dai motivati attacchi, da gratuite illazioni, solo perché questo è il modo più facile per impedire alla polizia, intimidendola, di fare il proprio mestiere. Camani, subito un commento a caldo sul fatto in sé. Della pelle del ragazzo andrebbe valutato il livello di educazione e di civiltà di questa persona, perché da quello che si evince perlomeno dal servizio la polizia era impegnata in un'attività di controllo e da che mondo è mondo, se la polizia ti chiede i documenti non hai nulla da nascondere, non hai tanto il tempo di fare video sui social, ma ti metti nelle disponibilità delle forze dell'ordine e fai quello che un cittadino responsabile deve fare. Quindi io credo che forse più che strumentalizzare questo fatto in riferimento al colore della pelle dell'italiano nel video, dovremmo fare più una riflessione su come alcuni dei giovani di oggi hanno sviluppato una relazione avversa rispetto alle forze dell'ordine e in generale al tema della legalità, che dovrebbe essere invece
un presidio fondamentale e trasversale a tutte le forze politiche, direi. Baldin, il razzismo che viene strumentalizzato certo va fatta una riflessione su quella che è, lo diceva Camani, l'educazione, il rispetto della divisa. Sì, queste sono immagini forti che chiaramente ci disturbano e lasciano anche sgomenti. Chiaramente non si parla qui di discriminazioni in base al colore della pelle. Noi dobbiamo valutare il fatto per ciò che è stato, quindi evitando strumentalizzazioni da una parte o dall'altra. Quindi accertare bene quello che è successo e poi, come diciamo sempre, chi sbaglia deve pagare. E lo deve fare secondo i principi di quelli che sono le norme di legge. Abbiamo uno Stato che si fonda sul diritto, abbiamo delle norme che devono essere rispettate da chiunque arrivi in questo paese e quindi sarà compito della magistratura verificare quello che è stato violato e che i responsabili vengano, diciamo, puniti per quello che hanno fatto. Chiaramente sono immagini molto, molto eloquenti che da una parte è vero quello che dice la collega, bisogna fare una profonda riflessione su quello che può essere anche il disagio femminile e il disagio giovanile che riscontriamo da qualche tempo, indagarne le cause e verificare se si può farli, diciamo, entrare in un percorso di recupero, se vogliamo, come in tantissime città già avviene, insomma. Saluto l'onorevole Gianangelo Boff della Lega, chiedo anche a lei un commento su questo video che tante polemiche ha suscitato per anche la sfrontatezza, mettiamola così, dei protagonisti, del ragazzo e della fidanzata che stava riprendendo, che abbiamo sentito rivolgersi in modo molto sfrontato nei confronti del poliziotto che le chiedeva di non intralciare il lavoro degli agenti. Beh, intanto una riflessione da farsi sarebbe da fare sul fatto che il reato di oltraggio al pubblico ufficiale è stato depenalizzato, per cui un agente, un servitore dello Stato che si trova a dover intervenire in situazioni di questo tipo o anche peggiori, a volte può essere aggredito, insultato e deve procedere poi personalmente in sede civile di querela per poter vedere difesa non tanto la sua posizione, ma in quel momento quella gente rappresenta lo Stato, rappresenta l'Italia, rappresenta gli italiani, rappresenta la sicurezza degli italiani. Per cui secondo me l'oltraggio al pubblico ufficiale è un reato che va ripristinato e deve essere procedibile direttamente senza querela di parte, perché le forze dell'ordine vanno tutelate. Poi devo dire, per esperienza personale da sindaco, ormai vediamo il razzismo alla rovescia, nel senso che a me è capitato di intervenire in una situazione, in una piazza in cui c'erano dei ragazzi che facevano casino, ma sono intervenuto esattamente come avrei fatto se quei ragazzi, ce n'era qualcuno italiano, quindi non ne faccio una questione di razza, l'ordine pubblico è l'ordine pubblico, va garantito, e chi si comporta male va richiamato, punto. La prima cosa, ancora prima che io cominciassi ad aprire bocca, a dire quali erano i problemi e che non dovevano arrecare disturbo alla quiete pubblica, soprattutto nelle ore notturne, la prima cosa: no, ma tu sei razzista e lo dici a noi solo perché siamo di colore. No, io lo dico a voi come lo direi a qualsiasi altro che in piena notte fa casino in piazza, punto. Però l'atteggiamento è quello subito che di difendersi dietro al fatto che comunque se dici qualcosa a una persona di colore sei un razzista. No, io lo dico all'italiano, alla persona di colore, al cinese, a chiunque nel mio territorio, nel mio paese si comporti male. Però non può neanche passare il fatto che semplicemente perché una forza dell'ordine o qualcuno si rivolge a una persona che non è italiana per far presente quali sono le regole che dicono il nostro paese, si comporta. Sì, Camani diceva che è italiano il ragazzo. No, lo dico perché se no corriamo il rischio di far passare che chi ha il colore della pelle. Ho parlato di una mia esperienza personale che mi è toccata, visto che prima parlavate anche di razzismo, no? Quindi ho precisato il fatto che sia italiano che sia straniero per me non è un problema, il problema è che chi si deve comportare bene. Il problema è il rispetto per le forze dell'ordine, che se oggi i nostri ragazzi non viene più insegnato nelle famiglie o nelle scuole, ci deve essere un reato che chi, come era prima,
che chi offende, insulta o oltraggia le forze dell'ordine, i pubblici ufficiali, deve essere procedibile d'ufficio, penalmente, perché nel momento in cui uno insulta per strada un carabiniere, insulta lo Stato. Se poi il carabiniere sbaglia ci sarà una giustizia che verifica, eccetera. Però in quel momento quel carabiniere indossa una divisa che rappresenta lo Stato italiano e tutela e salvaguardia la sicurezza dei nostri cittadini. Quindi o noi a questi agenti, a queste persone, diamo poi anche quell'autorevolezza e quegli strumenti che servono a tutelare l'immagine della nostra Repubblica, oppure li mandiamo in giro con le pistole ad acqua. È un appello rivolto al ministro Nordio in qualche modo, quello di poter metterci mano, onorevole? Secondo me è una delle cose che mi sono appuntato, è una delle cose con le quali ne parleremo con chi è, noi abbiamo anche l'onorevole Bisa che è in Commissione Giustizia, però quello che le forze dell'ordine vadano tutelate, cioè noi non possiamo mandare le forze dell'ordine in piazza a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico per tutti i cittadini e che poi questi si vedano insultati, sputati eccetera senza che accada nulla, se non che loro debbano procedere poi con proprie risorse in sede civile, con la querela, per vedere rispettato quello che non è solo la loro immagine, ma è l'immagine dello Stato, quello che è grave, che viene proprio lesa l'immagine dell'istituzione che rappresentano. I carabinieri, la polizia rappresentano lo Stato. Camani e Baldin d'accordo con rivedere un po' quello che possono essere le conseguenze in caso di oltraggio a pubblico ufficiale. Camani, mi sembra che lei non sia d'accordo con il razzismo al contrario di cui faceva riferimento l'onorevole Boff. No, ma adesso direi che non è il caso di generalizzare rispetto ad un singolo caso, perché molte volte invece abbiamo assistito ovviamente ad azioni ben diverse, magari rispetto a persone di colore che avevano una minor capacità di difesa o di offesa rispetto a quello nel video. Io credo però che il tema appunto sia più di natura culturale che di natura repressiva. Io sono sempre stata poco convinta che serva introdurre nuovi reati per insegnare la cittadinanza responsabile. Ecco, forse sarebbe più utile... Il pubblico ufficiale c'era, è stato tolto. Bene, allora io penso che invece sarebbe più utile essere difensori dello Stato e dei principi costituzionali che rafforzano anche nella percezione pubblica la sacralità dello Stato, non a giorni alterni, perché è chiaro che se noi passiamo metà del tempo a spiegare che lo Stato sbaglia tutto, che saremmo più bravi se non ci fosse lo Stato, che le tasse che lo Stato ci chiede sono una vergogna e poi però pretendiamo che i nostri ragazzi maturino un rispetto naturale nei confronti delle istituzioni, ecco, io credo che stiamo dando dei messaggi, diciamo, che rischiano di mandare in cortocircuito appunto quel messaggio culturale che invece noi, e che in altri paesi funziona, che noi dovremmo rispettare. Faccio un esempio molto semplice, giusto per entrare un po' anche nell'attualità politica. Se io dico che l'obiettivo principale che ho di politica economica è fare il condono fiscale perché le tasse che lo Stato ci chiede non sono commisurate al concetto di giustizia, ecco, è difficile che poi possa pretendere di avere una diffusione capillare e responsabile, ad esempio, del rispetto dell'istituzione nazionale. Quindi, secondo me, lo Stato va rispettato sia quando ci chiede di pagare le tasse, sia quando ci chiede di rispettare l'ordine pubblico, come in questo caso. Io, siccome sono convinta del valore dello Stato, delle istituzioni e dell'importanza che noi trasferiamo, anche noi come istituzioni trasferiamo all'opinione pubblica rispetto alla serietà, alla responsabilità nei confronti delle istituzioni, io credo che dobbiamo essere coerenti in tutto quello che facciamo, perché in politica conta sempre molto la coerenza ed è poi anche la coerenza ad essere il principale strumento educativo che abbiamo nei confronti delle giovani generazioni. Allora dimostriamo alle giovani generazioni che noi siamo i primi a rispettare lo Stato e le istituzioni e allora forse eserciteremo in maniera seria la nostra funzione. Baldin, arrivo subito da lei. Boff, voleva replicare? No, volevo replicare nel senso che lei parla di condono fiscale, non so dove l'abbia letto, non so... l'ha dichiarato il suo segretario nazionale, nonché ministro della Repubblica, ma magari glielo chieda. Non deve leggere Topolino, abbiamo parlato di rottamazione delle cartelle, che è una cosa diversa. Sì, certo.
consentire a quelle persone che comunque non saranno mai in grado di pagare quella cartella che nel frattempo è triplicata rispetto a quello che era il valore iniziale, quantomeno di poter sistemare la sua posizione rispetto allo Stato che è mai sistemata. E i criteri quale norma del codice civile o della Costituzione esprime la differenza tra rottamazione delle cartelle e condono fiscale? Il fatto che l'Italia dove l'imposizione fiscale è tra le più alte a livello europeo, questo è un dato di esatto, è questo il tema. Allora, siccome abbiamo l'imposizione fiscale alta perché lo Stato ci impone delle tasse ingiuste, lo Stato le tasse da pagare ogni cittadino io la deve ringrazio perché e questo è, onorevole, non avrei, io ho tentato di esprimere la rottamazione delle cartelle è un provvedimento ben diverso da quella di un condono fiscale, non è assolutamente un condono fiscale. Le cartelle mi spiegherà tecnicamente la differenza qual è? Perché se io devo dare dei soldi, no scusi onorevole, perché guardi, vedere davanti alla sua scrivania una persona anziana che magari ha ritardato il pagamento dell'IMU o addirittura si è dimenticata il pagamento dell'IMU e a distanza onorevole, a me va bene tutto, io doveva pagare perché lo Stato impone sanzioni fino al 30% per il ritardo del pagamento. Ma lei le norme le studia? Lei ha mai amministrato un comune? Si è mai trovata con davanti alla scrivania un pensionato che perché si è dimenticato per un anno di pagare l'IMU si trova il doppio di quello che doveva pagare? Ma dai! Cioè, o ragioniamo di cose di cui sappiamo e di cui abbiamo coscienza. Lei non può paragonare la rottamazione delle cartelle con l'evasione fiscale, è una cosa completamente diversa. O si sa di quello che si parla oppure si tace, perché come ripeto, io davanti alla mia scrivania ho trovato tantissime persone che si trovavano con bollette triplicate rispetto a quello che era il valore iniziale, semplicemente perché il sistema sanzionatorio in Italia prevede il sistema sanzionatorio, fa il parlamentare, al governo. Ma scusi onorevole, guardi, se lei mi spiega la differenza tecnica tra rottamazione delle cartelle, che non mi risulta essere un concetto giuridico, è come dire la pace fiscale. Possiamo chiamare questa roba qua come volete, topolino, giusto per restare sulle cose che lei cita, possiamo chiamarla lavandino, come vuole. Stiamo discutendo di un provvedimento, di una proposta di provvedimento, poi vedremo quando leggeremo la norma, perché sa onorevole, mancherebbero 3 settimane alla necessità di approvare la legge di bilancio e ancora bozze non ne abbiamo viste. Lei mi sta dicendo che ci sono delle tasse dovute allo Stato che per diverse ragioni, e poi se vuole discutiamo di queste ragioni, vengono ritenute non più dovute. Ora, se lei mi dice che nella definizione del non più dovute terrete conto dell'età della persona che vi si pone davanti, perché lei mi fa la narrazione buonista, sto finendo di parlare, io l'ho lasciata finire, dell'anziano, mi può far finire per favore? Mi può far finire? Posso provare a finire un concetto? No. Durante tutto il mio discorso lei mi ha parlato sotto, quindi se qualcuno deve parlare di quella è lei, quindi lei impari prima l'educazione e poi pretenda l'educazione dagli altri, perché lei ha parlato sotto durante tutto il periodo in cui io ho parlato, senza lasciarmi esprimere il concetto, quindi se qualsiasi educazione si parla la impari lei. Bene, adesso che mi ha fatto la lezione sulla differenza tra il condono fiscale e topolino chiamata rottamazione delle cartelle, e anche dello Stato che va bene se ha la divisa ma non va bene se chiede le tasse, e anche dell'educazione, provo a finire il mio concetto. Poi se vuole interrompermi lo faccia pure, così imparo ancora meglio l'educazione. Quindi dicevo, se dentro queste previsioni per la rottamazione delle cartelle mi inserite l'età del contribuente, visto che lei ha fatto il racconto neomelodico dell'anziano che non ha pagato la Tari, l'età del... e ancora, prego, parli pure. Non l'ho sentita, se vuole ripetermi sicuramente sarà interessante. Posso parlare? Mi fa lei, io parlo del mio, lei parla del suo. Ma io infatti se lei mi fa parlare parlo del mio, poi siccome sono costretta a commentare le cose che dice lei, mi tocca parlare anche di quello che dice lei, porti pazienza, è il nostro mestiere, sa, avere una relazione con qualcuno che la pensa diversamente da noi, so che è fastidioso, porti pazienza, ce la può fare secondo me. Quindi c'è la previsione dell'età anagrafica del contribuente, non mi risulta. C'è la possibilità di verificare lo stato di indigenza del contribuente, non mi risulta, vedremo la norma.
Quali saranno i criteri sulla base dei quali un tributo viene considerato non più da pretendere oppure no? Quando vedremo la norma scritta, siccome ci ricordiamo bene come avete fatto nei governi precedenti questo tipo di operazioni, mi consenta di dire che è un'operazione legittima dal punto di vista politico, comprensibile dal punto di vista umano, ma che assomiglia moltissimo a un condono fiscale, che peraltro è coerente con l'aumento della soglia dell'utilizzo del contante, è coerente con una serie di operazioni di natura fiscale che il governo di destra, di Giorgia Meloni e di Salvini, sta mettendo in campo. Ora non me lo sto inventando io, lo state facendo voi, che con la flat tax, perché anche la flat tax è un'impostazione di politica fiscale legittima, certamente, ma che è finalizzata a ridurre l'impatto della progressività della tassazione. Quindi c'è un'idea di fisco e di giustizia e di proporzionalità delle tasse diversa tra la destra e la sinistra. Allora non vedo perché dovete sconvolgervi se chiamiamo col loro nome le operazioni che proponete. Innalzamento della soglia del contante. Guardi, io come lei immagino ricevo tutti i mesi un bonifico sul conto corrente per il mestiere che facciamo, e se fosse per me i contanti potrebbero non esistere, perché anche il caffè al bar lo vado a pagare con la carta di credito. Per me potete sollevare la soglia da 1.000 a 100.000, non mi cambia niente, perché non ho contanti da spendere, perché tutto quello che guadagno mi finisce nel conto corrente. Anzi, per me il contante è un problema, perché devo andare al bancomat a fare il prelievo. Quindi quell'operazione lì non sta dentro l'idea di uno Stato che cerca di garantire la sua funzione redistributiva attraverso l'erogazione di servizi a tutti, pagati con tasse applicate progressivamente in base alle possibilità delle persone. Chiamatela, ripeto, topolino, ma di condono si tratta, e vedremo se e quando vi degnerete di portare la norma in Parlamento, visto che siete leggermente in ritardo. Se Boff voleva replicare. Erika Baldin, condono fiscale, rottamazione delle cartelle, come le vogliamo chiamare, lei che cosa dice? Non la sentiamo. Sì, mi sentite? Perfetto. Ecco, siamo finiti col parlare di rottamazione cartelle e tetto al contante. Eravamo partiti da un fatto avvenuto in questi giorni e speriamo che sia isolato, e chiaramente i responsabili, come dicevamo, andranno puniti secondo le leggi già presenti, e non mi pare che l'oltraggio al pubblico ufficiale sia stato depenalizzato. C'è stata una qualche variazione qualche tempo fa, qualche anno fa, a dire la verità, ma si tratta ancora di un reato perseguito dallo Stato. Detto questo, se poi vogliamo portare il discorso su quelle che sono le urgenze del Paese, io ho trovato un po' inverosimile anche l'atteggiamento di questo nuovo governo, che appena insediato ha deciso di andare subito a toccare ad esempio i rave party. Questi sono state le prime urgenze del nuovo governo insediato, e credo che insomma il Paese abbia bisogno di altre leggi, altre questioni da affrontare prioritariamente, non di certo raduni o riunioni, perché capiamo benissimo che con quel decreto si va a colpire un sacco di occasioni, anche di incontro pacifico, legittimo, pienamente in linea con quella che è la nostra Costituzione. Quindi se questi sono i primi dettagli, i primi provvedimenti di questo nuovo governo, non ci siamo proprio. L'altra questione di cui si stava accennando, il tetto al contante, anche qui, se devo dire la mia, non vedo nessuna urgenza di normare una situazione simile, dato che appunto ormai tutti abbiamo uno stipendio che ci viene accreditato sul conto, salvo alcune eccezioni, e bisogna capire come mai stiamo parlando di alcune eccezioni. Quindi se l'atteggiamento della maggioranza che governa è quella di andare a colpire, diciamo, il nero, tutto il lavoro che sta sotto, diciamo, una soglia di legittimità, si dovrebbe proprio andare nel verso opposto, quindi evitare di usufruire, diciamo, di somme alte di contanti ai fini di prevenire
le frodi fiscali, tutto il nero sottostante che ci costa ben qualche miliardo di euro ogni anno come Stato, e questi fondi potremmo bensì naturalmente sfruttarli per questioni molto più urgenti, tra cui anche ad esempio il rincaro di tutte le materie prime. Questi sono i veri problemi del paese, di cittadini che si ritrovano alle soglie dell'inverno con bollette alle stelle, con i generi alimentari che stanno triplicando, un'inflazione che erode la nostra base, e quindi c'erano delle notizie molto poco rassicuranti sul fronte economico che abbiamo letto tutti, immagino. Stipendi che rimangono tali da 30 anni, ma con il caro vita che stiamo vivendo è assolutamente difficile, quasi impossibile per la fascia medio-bassa raggiungere la fine del mese senza doversi indebitare. Da qui in avanti appunto la situazione è difficile da gestire, e ripeto, se i provvedimenti presi come priorità per il Paese sono quelli sul rave party o sul tetto all'aumento al tetto del contante, non ci siamo proprio. Per cui lei boccia, mi sembra di capire, il decreto sostegni quater. Ma questi sono è un pacchetto di provvedimenti che va a colpire anche questioni importanti che hanno aumentato l'occupazione. Un attimo, onorevole Boff, un attimo, adesso arrivo da lei, altrimenti si sovrappongono le voci con i collegamenti, è davvero difficile poi seguire i vostri interventi, quindi lasciamo Baldini e poi arrivo da lei, onorevole. Grazie mille, stavo dicendo appunto, con quel pacchetto si va a, a colpire alcune delle misure che erano state un sollievo per la nostra economia e per la nostra occupazione. 100.000 occupati in più in edilizia, un volano di 120 miliardi, sicuramente anche un grosso investimento da parte dello Stato, ma che ha consentito anche un miglioramento del nostro patrimonio immobiliare, anche dal punto di vista energetico, visto che di questo oggi ci stiamo occupando e ci preoccupa molto il rincaro di tutte le fonti di energia, ha permesso proprio un miglioramento dal punto di vista energetico dei nostri edifici. Quindi su queste misure su cui appunto i cittadini avevano fatto un legittimo affidamento, perché sui provvedimenti generati dallo Stato i cittadini devono poter fare affidamento, non si può assolutamente tornare indietro, e questo lo dice anche la Presidente dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Italiani. È stato un volano incredibile, quindi questa è la strada da perseguire, e non assolutamente su questioni come si diceva prima, rottamazione oppure la questione del contante. Ecco, io vorrei capire, nessuno ce l'ha ancora spiegato, qual è la logica sottostante all'aumento al tetto del contante, ovvero i 5.000 euro. Qual è il vero motivo? Perché io sinceramente a rigor di logica non ne vedo, se non uno, ma dovrebbero dirmelo i diretti interessati. Questa è una domanda che pongo al nuovo governo insediato. Onorevole Boff, se è d'accordo farei rispondere sul decreto sostegni quater anche Camani, in modo che poi possa fare un'unica replica generale, perché immagino che nemmeno Camani applauda questo intervento del governo. Per la verità, come dire, un governo che ha cominciato la sua azione impegnandosi a cambiare rotta rispetto al governo Draghi, con la Presidente del Consiglio che era l'unica forza di opposizione al governo precedente, in realtà si è limitato a, proseguire, come è anche giusto che sia, una serie di iniziative che già negli anni precedenti erano state messe in campo, quindi non è che si siano inventati tantissime cose. C'è la questione del tetto del contante, su cui abbiamo già detto, rispetto alla quale c'è una certa criticità, sebbene poi, detto francamente, è più, ripeto, una questione di educazione al rispetto dello Stato, perché in realtà non produrrà nessun tipo di effetto positivo sull'economia italiana. C'è il tema della rivisitazione, rimessa in discussione del super bonus. Guardate, io pur apprezzando e avendo apprezzato a ragione la collega Baldin l'impatto dal punto di vista economico e anche sulla qualità degli edifici che ha avuto quel provvedimento, ho sempre avuto qualche perplessità in merito al costo di quella stessa previsione, e in effetti i numeri che abbiamo visto in queste settimane ci confermano che è stato un intervento utile ai cittadini ma molto costoso
per i conti di uno Stato che è già in difficoltà. Per come ha scelto di intervenire il governo nella ridefinizione di alcuni parametri, ho il timore che possano verificarsi dei contraccolpi negativi molto, molto pesanti, perché si va a cambiare in corsa un meccanismo che già in questi anni aveva avuto tutt'altro che vita facile. È chiaro che in realtà questo è un decreto, diciamo, appunto in continuità con quelli precedenti, ma la principale l'attenzione sarà principalmente rivolta ora ai contenuti della legge di bilancio, perché io credo che quella sia la vera partita rispetto alla quale purtroppo ancora non abbiamo molte notizie, lo dico soprattutto per le imprese e per le famiglie che avevano un certo tipo di aspettativa e che oggi guardano con preoccupazione alle prime indiscrezioni che escono, perché sembrano risposte non all'altezza del contesto, direi, emergenziale nel quale si trova questo Paese. Onorevole Boff, a lei la replica. Intanto il decreto aiuti quater andrebbe detto prima di parlare, perché logicamente all'interno del decreto aiuti quater c'è il provvedimento per il credito d'imposta per le imprese per i costi energetici, che è aumentato poi per le imprese energivore. Abbiamo la defiscalizzazione per le aziende dei fringe benefit, che va poi ad aiutare anche i lavoratori, quindi quelle somme che le aziende poi decidono di girare ai lavoratori possono hanno un trattamento fiscale diverso. La proroga del bonus della quota sui carburanti, che toccano tutte le famiglie e tutti i cittadini per fronteggiare l'incremento dei consumi, e avanti potrei leggervelo tutto, ma sono tanti provvedimenti che vanno incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini e i bisogni che in questo momento erano urgenti. Tra l'altro cioè questo provvedimento è lo stesso provvedimento che aveva preparato, cioè è sulla linea, diciamo, un po' del decreto aiuti ter, quindi molti provvedimenti vanno in continuità anche con il ter. Per quanto riguarda il denaro contante, a parte il fatto che lo Stato, la zecca dello Stato, stampa moneta proprio perché la moneta è lo strumento con cui si commercia, si compra e si vende, quello è lo strumento. Ma vorrei portare la riflessione non tanto alle persone che lo vedono in maniera faziosa, ma ai cittadini. Se voi andate in un ristorante o andate in un qualsiasi negozio, con 10 euro date 10 euro al negoziante, quei 10 euro là rimangono 10 euro. E quel negoziante va da un'altra parte e con quei 10 euro paga ancora, e sono sempre 10 euro e successivamente sono ancora 10 euro. Se voi pagate con la valuta elettronica, nel momento in cui voi pagate il negoziante, voi date 10 euro al negoziante, il negoziante incassa 10 euro meno le commissioni della banca. Quindi con quella somma ridotta poi il negoziante va a pagare un'altra cosa, che sarà una cifra ancora inferiore, perché andranno detratti comunque gli oneri del sistema bancario per la valuta elettronica, e avanti così. Se voi andate a fare semplicemente un'operazione algebrica, matematica, vi sto parlando di matematica, non di politica, di cose strane, passato un certo numero di operazioni, quei 10 euro là non esistono più, sono finiti in mani altrui, sono finiti in mani delle banche, non sono finiti nelle mani dei cittadini, perché a ogni passaggio elettronico c'è una commissione che viene applicata e viene trattenuta percentualmente su quel prelievo. Quindi è facoltà di ogni cittadino usare lo strumento elettronico, io lo uso tantissimo e non è un problema, ma va altresì salvaguardata la libertà dei cittadini che vogliono usare il denaro contante, perché fino a prova contraria la Costituzione italiana, la legge italiana dice che quello è lo strumento per pagare. E se qualcuno di più sapiente di me mi dice che non è così, me lo dimostri, perché fino ad oggi lo strumento che lo Stato mette a disposizione attraverso le proprie leggi ufficiale per pagare è il denaro. Se qualcuno mi spiega qualcosa di diverso, me lo spieghi e me lo motivi. Per quanto riguarda io non ho interrotto nessuno adesso. Per quanto riguarda la differenza fra il condono parte dal presupposto che vi sia un'evasione fiscale, quindi accertata un'evasione fiscale c'è un condono di quello che io dovevo pagare. Attenzione, la bolletta, la cartella da rottamare non è dovuta da un'azione di evasione fiscale, può essere semplicemente anche che quella persona in quel momento non era in grado di pagare la bolletta e non l'ha pagata.
non l'ha pagata, a quella si sono sommate le sanzioni, eccetera, 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 sono passati gli anni, a quel punto quella bolletta o quella cartella è cresciuta in maniera abnorme. Magari dall'altra parte c'è una persona che con il proprio reddito quell'importo che poi nel frattempo è cresciuto non lo pagherà mai, lo Stato non incasserà mai quei soldi là. A quel punto è giusto che lo Stato vada davanti al contribuente e gli dica in base e difatti il concetto reddituale è inserito anche nella rottamazione delle cartelle, e dica: bene, tu adesso non hai le sostanze per potermi pagare quella somma che nel frattempo è lievitata, bene, dammi tot, sistemiamo la posizione con lo Stato in base a quello che tu puoi contribuire, chiariamo la tua posizione con lo Stato. Questo è semplice, difatti le somme, il tetto anche è chiaro che con il tetto che è stato stabilito non è per i grandi evasori, sono per le piccole cartelle, e questo chiunque sia in buona fede lo capisce. È stato toccato il tema del rave party, perché adesso sembra che una manifestazione organizzata dove circolano stupefacenti, dove non c'è nessun tipo di autorizzazione all'interno di un edificio abusivo, no? No, ma poverini, ma perché bisognava lasciarli fare? Ma scusi, ma siamo in uno stato di diritto o non siamo in uno stato di diritto? Perché che le forze dell'ordine, il Ministero dell'Interno non intervenga nel momento in cui viene occupato un edificio abusivo che non è in regola con le concessioni edilizie, nel quale non c'è nessun tipo di autorizzazione, non c'è nessun tipo di protocollo di sicurezza. Allora noi chiediamo alle nostre proloco, alle nostre associazioni, quando devono organizzare una qualsiasi manifestazione di piazza, un qualsiasi evento, devono fare tutti i piani di sicurezza, devono avere i responsabili della sicurezza, gli edifici devono essere idonei, la somministrazione di alimenti e bevande, però no, se lo fanno quelli dei rave party, poverini, quelli bisogna lasciarli fare. Ma che discorsi sono questi qua? Cioè, lo Stato di diritto vale per tutti, e poi vorrei vedere a qualcuno che gli facessero il rave party sotto casa, e poi vediamo se non chiama i carabinieri e non chiede a qualcuno di intervenire per ripristinare l'ordine pubblico. Cioè, è una cosa normale, naturale. Forse la politica, certa parte politica ormai è talmente distante da quella che è la realtà, la normalità delle cose, che forse gli sfugge proprio che esista un mondo normale dove si organizzano manifestazioni. Io non ho visto convegni interrotti perché Piantedosi ha fermato i rave. No, sono fermati i rave, i convegni, le riunioni fatte in maniera normale, civile, da persone che lo fanno in regola senza problemi, sono continuati ad esserci. C'è stata la Fiera Cavalli, non hanno interrotto la Fiera Cavalli perché Piantedosi ha interrotto i rave, l'hanno fatta lo stesso la Fiera Cavalli, stanno facendo fiere e manifestazioni in giro ovunque, quindi è inutile che andiamo a dire che viene soppressa la libertà di incontrarsi della gente. La gente continua a incontrarsi come prima, in maniera come prevedono le regole, civilmente, con tutte le autorizzazioni del caso, a garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza e delle norme e delle leggi dello Stato. Allora, Baldin e poi Camani per la replica, perché vedevo che entrambe scuotevano la testa. Prego, Baldin. Ma per quanto riguarda appunto l'ultima parte del discorso, mi viene da sorridere, perché allora che senso ha avuto normare un caso, diciamo, come quello che abbiamo visto, e ex post poi cambiare, perché si dice appunto che questa regola, questa norma verrà già cambiata dopo neanche un mese, insomma, di vigenza. Quindi probabilmente qualche problema è sorto anche a livello costituzionale e si cerca oggi di mettere una pezza. Poi per l'altro discorso del contante mi viene da sorridere anche qui, perché commissioni ai prelievi non se ne fanno se non sopra una certa soglia che non ricordo quale sia, però se noi andiamo a ritirare 10 euro oppure paghiamo con il bancomat 10 euro, non ci vengono applicate commissioni. Questo è una falsità, un falso problema, solo per giustificare un qualcosa che non ha senso, perché qui stiamo parlando di 5.000 euro e chiaramente sono cifre ben diverse, non stiamo facendo un buon servizio ai cittadini se continuiamo a dire queste fesserie, non sono veritiere, servono soltanto a gettare fumo negli occhi di qualcuno, a raccontarci. Un attimo, onorevole, un attimo, perché non la sentiamo, la voce proprio va e viene, quindi facciamo finire un attimo Baldini e poi le do subito la parola, un attimo.
Sì, io avrei finito, non mi sono sovrapposta a nessuno e quindi per esigenze di educazione, come si diceva prima, chiedo la stessa cortesia che mi sia riservata da parte degli altri esponenti. E al volo, onorevole, poi andiamo subito da Camani. No, che non ci siano le commissioni è una falsità. I commercianti pagano le commissioni solo il pagamento elettronico che viene fatto a seconda se sia carta di credito o bancomat, ma il commerciante paga le commissioni. Semplicemente a onor di verità perché così è. Camani? No, vabbè, ma alcune considerazioni perché sono abbastanza sconcertata dalle affermazioni che ho sentito. Premesso che, giusto per ripristinare un attimo, premesso che io posso non pagare le tasse perché non le voglio pagare, posso non pagare le tasse perché non sono in grado di pagarle. In entrambi i casi siamo di fronte alla fattispecie dell'evasione fiscale. In un caso, nel primo, con dolo, diciamo così, nel secondo caso senza colpa. Però a norma di legge sono entrambi comportamenti definibili come evasione fiscale. Altra cosa è l'elusione, altra cosa è la frode, e la stessa legge prevede infatti sanzioni diverse per chi non paga le tasse apposta perché non le vuole pagare e per chi invece non le paga perché non è in quel momento in grado di farlo. Lo dico perché altrimenti, a proposito di cos'è lo Stato, che idea trasmettiamo noi dello Stato e della serietà delle istituzioni, parliamo di un mondo che non esiste. Il fatto di voler, come dire, mescolare le carte dimostra, a mio giudizio, dal mio punto di vista, una certa disonestà intellettuale rispetto appunto all'idea che si ha della contribuzione e dell'impegno e della relazione di responsabilità e di rapporto tra Stato e cittadini attraverso il pagamento dello Stato. Così come non è scritto in Costituzione, onorevole Boff, che io non so lei, non so dalle parti dei deputati della Lega che versione della Costituzione esista. A me non risulta che in Costituzione ci sia scritto che gli scambi commerciali avvengono a fronte di banconote stampate dalla Banca Centrale Europea, ma per carità, forse è una versione non aggiornata all'era Meloni della Costituzione. Ciò che invece è proprio un vizio il suo. Ciò che invece io trovo ancora più deprimente, diciamo così, è il tentare di giustificare questa manovra dell'innalzamento della soglia del contante facendo riferimento alle commissioni bancarie, perché se così fosse, onorevole, essendo lei è un legislatore nazionale, potrebbe tranquillamente obbligare le banche a non mettere, ad esempio, le commissioni bancarie per un certo tipo di transizione su moneta elettronica, oppure potrebbe finanziare una serie di servizi bancari per imprese, in particolar modo le imprese commerciali, che sono quelle ovviamente i pubblici esercizi sono quelli rispetto ai quali l'utilizzo della banconota elettronica è più diffuso, perché tra imprese, negli scambi tra imprese si utilizza solitamente comunque un'altra formula di soluzione di pagamento dei servizi. Perché allora io dico, perché non avete pensato al fatto che se devo pagare una fattura io impresa e devo fare un bonifico spendo 1,10 €? Allora andrò io fornitore a farmi pagare la fattura da 10.000 euro in contante dall'azienda di fianco. Ora, diciamoci le cose come stanno. Il tema delle spese bancarie sulle transizioni commerciali è una scusa, la classica foglia di fico, rispetto alla quale vogliamo nascondere una volontà completamente diversa, che io penso, guardi, non riguarda i grandi evasori fiscali, quanto piuttosto quella popolazione diffusa che ha del contante da spendere, perché ricevuto non in maniera bianca e dunque ha necessità di spendere non in maniera bianca. È molto semplice, è chiaro che se io faccio una norma che innalza la soglia del contante, incentivo questo tipo di comportamento, perché oggi se io vado in banca per evitare le commissioni bancarie del POS, come dice l'onorevole, e chiedo di darmi 2.000, 1.000, 2.000 euro in contante, la banca mi dice: signora, a cosa le servono questi soldi? Perché io devo fare una segnalazione quando do una certa cifra in contanti allo sportello. Quindi non è vero
che uno può andare in banca a prelevarsi i soldi e fare i pagamenti in contanti. Uno fa i pagamenti in contanti quando ha ricevuto soldi in contanti. E questo è il giochino che, guardi onorevole, ce la può raccontare come vuole, ma proprio deficienti ancora non siamo. Chiudo con una considerazione sui rave party. Su una cosa sono d'accordo con l'onorevole, la legalità. Cioè io sono fermamente convinta della necessità di alzare sempre di più la soglia rispetto alla necessità che le nostre società, in particolar modo i contesti urbani, siano sempre più sicuri, in particolar modo in riferimento al fenomeno della microcriminalità. Il fatto che però in una fase come questa, dove le persone sono esposte drammaticamente ai costi, ai rischi, alle preoccupazioni di una crisi economica e dunque sociale, io credo che il problema dei rave party non sia un problema emergente, urgente, ma sia una bandierina ideologica che il governo più di destra che la Repubblica Italiana ha mai avuto doveva sventolare fin dal primo Consiglio dei Ministri, cioè il primo Consiglio dei Ministri con la gente che non ha i soldi per pagare le bollette per arrivare a fine mese, altro che commissioni bancarie. Il vostro problema è capire, peraltro suggerendo soluzioni tecnicamente sbagliate, e non lo dico io, lo dicono giuristi, gente che se ne intende, a partire proprio dal Ministro della Giustizia che ha detto questa norma va risistemata, a partire dai parlamentari di Forza Italia che hanno detto scritta così com'è non funziona, quindi anche con una soluzione raffazzonata per colpire l'emergenza dell'Italia nel 2022, cioè il rave party. Ora, io mi occuperei di più, visto che l'onorevole mi pare interessato al tema della sicurezza, dell'ordine pubblico, delle forze dell'ordine. Io mi occuperei di più. 1, ad aumentare gli organici delle forze dell'ordine. 2, ad aumentare gli stanziamenti per le dotazioni infrastrutturali delle forze dell'ordine. 3, ad aumentare gli stipendi delle forze dell'ordine, perché poi possiamo appunto pretendere le soluzioni che punitive dal punto di vista normativo, pene più severe, carcere più duro, ma se non investiamo risorse vere nelle dotazioni infrastrutturali, di organico, di formazione delle forze dell'ordine, non andremo da nessuna parte e ci troveremo sempre punto a capo. Quindi quando finiremo la retorica del pene più severe e metteremo realmente le forze dell'ordine nelle condizioni di garantire l'ordine pubblico, allora secondo me procederemo nella direzione giusta. Quindi evitiamo di procedere con norme bandiera che non hanno nessuna efficacia e non servono a nessuno. Lo dico chiaramente, mai stata un rave party in vita mia, mai ci andrò, dal punto di vista personale non mi cambia niente, ma è oggettivo che quella norma, per come era stata scritta, non funziona, è un pugno, due dita negli occhi ad un certo mondo ed è solo un provvedimento ideologico senza alcun tipo di efficacia nei termini dell'ordine pubblico e della microcriminalità, che semmai è la vera ragione di preoccupazione, soprattutto in certi contesti urbani e di grandi dimensioni. Devo assolutamente, onorevole Boff, prometto appena rientriamo dalla pubblicità le do subito la parola, ma devo assolutamente andare in pubblicità, altrimenti mi oscurano e poi mi sgridano, anche hanno ragione. Pubblicità subito, poi l'onorevole Boff. Rieccoci in diretta, allora la parola come promesso per la replica finale, perché abbiamo anche quasi esaurito il tempo, all'onorevole Boff. Veda lei da dove partire. Com'è? Veda lei da quale tema toccato da Camani partire. Allora, il tema di fondo è quando a dirmi che vanno implementate le forze dell'ordine, vanno implementate le dotazioni delle forze dell'ordine, a dirmelo sia chi ha governato questo paese per 9 anni negli ultimi 10, francamente mi viene da dire, ma scusate, ma perché non l'avete fatto prima? È chiaro che quella è la strada maestra e ci sarà un lavoro anche proprio per garantire maggior sicurezza nelle nostre città con l'ausilio delle forze dell'ordine e l'implementazione delle forze dell'ordine, è chiaro. Però vorrei ricordare a tutti coloro i quali ci ascoltano da casa che il PD è stato al governo negli ultimi 10 anni per 9 anni, quindi che adesso un governo che si è insediato in tempi record rispetto
ha sempre, quindi l'attività del governo è sicuramente un'attività che è scandita da una rapidità nell'azione che penso abbia contraddistinto questa prima fase di governo. È stato fatto in maniera rapidissima il decreto aiuti ter. Abbiamo un problema con il collegamento, onorevole. Vediamo di ripristinare il collegamento con l'onorevole Boff per le battute finali. Abbiamo un problema, siamo anche ormai quasi vicini alla chiusura, vediamo se riusciamo che dalla regia di darmi un riscontro, se è un problema di linea. È proprio caduta la linea con l'onorevole Boff. Vediamo un attimo se riusciamo a ripristinarlo in tempo utile prima della chiusura. Io intanto vi ricordo questa sera a partire dalle 21:15 una nuova puntata di Ring, ospiti del nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Saranno, intanto vedo che l'onorevole Boff si sta ricollegando, Nicola Finco della Lega, Francesco Biolcati del Partito Democratico, Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, Arturo Lorenzoni, Economia dell'Energia all'Università di Padova e Abdallah Khezraji. Prego, onorevole. Scusi, ma ho avuto un problema. Nessun problema, prego. No, appunto, volevo dire che chi lo dice è chi ha governato il nostro paese negli ultimi 9 anni. L'attività sta andando avanti nel modo molto veloce. Abbiamo avuto molti interventi in aula anche da parte degli stessi esponenti del PD, che poi sono gli stessi che il decreto aiuti ter l'hanno redatto, perché noi nel decreto aiuti ter, al di là di 2 emendamenti, il resto era tutto il lavoro già preparato anche dal governo precedente con Premier Draghi. Era l'urgenza di portare in aula quel provvedimento, e quel provvedimento è stato portato in aula in tempi rapidissimi. Quindi se c'è una cosa per la quale questo governo si è contraddistinto rispetto alle precedenti legislature è proprio la rapidità nel voler dare risposte ai cittadini. Siamo all'inizio della legislatura, stiamo intervenendo in una situazione emergenziale e ne siamo consci e consapevoli che stiamo intervenendo in una situazione emergenziale. Stiamo intervenendo in una situazione emergenziale sotto profilo internazionale, perché siamo nel pieno di una guerra che porta con sé l'aumento dei costi energetici, molte tensioni eccetera, però la linea con la quale questo governo si è presentato ai cittadini è una linea molto chiara sulla difesa dei confini, sulla sicurezza, sul fatto che non tutte le persone che si presentano alla porta del nostro paese devono per forza senza autorizzazione, senza i dovuti flussi eccetera. Il nostro paese non è il punto di sbarco per tutti, c'è un'Europa e quell'Europa viene sollecitata anche alle proprie responsabilità, pertanto devo dire che l'azione di governo è un'azione molto chiara, molto determinata e questo ce lo riconoscono anche i cittadini. Che poi in poche settimane si possono risolvere tutti i problemi, no, ma sicuramente c'è tutta la volontà, l'impegno e la determinazione da parte di questo governo, ma anche da parte della maggioranza in Parlamento, di dare risposte ai nostri cittadini. Grazie per essere rimasto dentro ai tempi, grazie davvero all'onorevole Gianangelo Boff della Lega, grazie a Vanessa Camari del Partito Democratico, grazie a Enrica Baldini del Movimento 5 Stelle, hanno animato questo confronto, c'erano ancora tanti temi, allora ridò a tutti quanti l'appuntamento a presto, ad entrare tutti e tre per affrontare tanti altri temi caldi. Grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata.